Buongiorno, ci accomodiamo, siamo pronti per cominciare, quasi puntuali. Vi do il benvenuto, sono Nicola Cesaro, giornalista del gruppo NEM, Nord-Est Multimedia, che è partner di questo evento, di questa manifestazione. Siamo alla 10ª edizione di Ecoforum Veneto, lo sapete benissimo. Ieri è stata una giornata intensa di lavoro, di confronto, di condivisione di dati, di appelli alle istituzioni, agli attori che regolano quello che è il ciclo dei rifiuti nella nostra regione, che è un ciclo virtuoso, lo sappiamo benissimo, che può sempre migliorare, e siamo qui in questi 2 giorni anche per questo. Cuore di Ecoforum Veneto, anche questo lo sapete ormai perché è diventata non solo un momento istituzionale importante ma una vera tradizione, è Legambiente Veneto, che coordina i 2 giorni di lavoro, ma soprattutto il grande lavoro che c'è alle spalle di questa manifestazione, che è anche l'analisi dei dati, la diffusione poi dei rapporti e tutta l'opera di sensibilizzazione che questa associazione da decenni porta avanti. Legambiente oggi definisce la seconda giornata di Legambiente di Ecoforum Veneto il giorno della festa. La festa con i comuni, non una festa fine a se stessa solo perché alla fine di tutto si festeggia quasi sempre, ma perché è il momento in cui giustamente si prende coscienza dell'importanza del lavoro dei singoli comuni, che poi sono la base e il motore per avviare anche quella politica educativa verso i cittadini che porta alla differenziazione e poi al riciclo. Quindi vedo tante fasce tricolori presenti, sarete voi protagonisti della seconda parte della mattinata, come ben sapete, con la consegna dei riconoscimenti ai comuni ricicloni, e di questo parleremo a brevissimo. Siamo a Este, io abito peraltro qui vicinissimo, quindi è doppiamente un piacere essere qui a moderare questa giornata. Siamo al Manfredini, che è un collegio salesiano, in questo momento è un istituto di formazione molto importante. Non è un luogo banale, anche per un evento come questo, perché qui siamo a Villa Capesaro, che è l'avete visto, un luogo bellissimo, ha più di 500 anni di storia. Qui per secoli, mi viene da dire, perché ormai abbiamo sfiorato il secolo di attività formativa, si fa educazione su ogni livello, e l'educazione è proprio quella che è anche è quella che viene richiesta anche a voi sindaci su quello di cui stiamo parlando oggi, e cioè l'educazione alla differenziata, al riciclo, alla produzione sempre minore di rifiuti. Il benvenuto lo lascio dare ai padroni di casa, chiamiamolo così, e invito quindi sul palco Beatrice Andreose, che è assessora alla transizione ecologica e alle pari opportunità del Comune di Este. Prego, invito pure a sedersi. Poi Lucia Pizzo, se c'è, presidente del Consiglio di Bacino Padova Sud, non mi pare di averla vista in sala, se arriva ovviamente la invitiamo ad accomodarsi. Silvia Ruzzon, che è presidente di SESA, che ci ospita, SESA che quest'anno compie 30 anni di attività e di vita aziendale. Flores Baccin, presidente del Circolo di Legambiente Este. Prego, Baccini, ovviamente. Prego. E poi invitiamo anche Legambiente in un momento successivo. Do subito la parola all'assessore Andreose. Grazie Nicola. Mi piace l'idea che siamo 3 donne che presentano e aprono i lavori, come dice Silvia. Allora io porto ovviamente i saluti del sindaco di Este, Matteo Paiola, e vi do il benvenuto in questa città. Mi permettete solo una brevissima riflessione. Una volta i rifiuti venivano chiamati spazzatura e c'erano gli spazzini che passavano per le strade di Este, nel mio caso ovviamente, per pulire le strade. Non avevano molto da fare in realtà, perché ciascun residente, ciascun abitante si teneva pulito lo spazio antistante la sua abitazione. Ma non è una cosa del più recente passato. Siamo ad Este e mi sento obbligata di citare l'antichità di questa regione, gli antichi veneti. Pensate che la situla ben
Benvenuti, che è il reperto più importante del nostro museo archeologico nazionale, era un vaso che veniva utilizzato, un vaso di grande prestigio perché era cesellato dai più importanti toreuti che a Testini. Era originariamente un contenitore di liquidi che i principi paleoveneti, a Este la civiltà paleoveneta dall'8° al III secolo a.C. fu la sede più importante di questa civiltà, che i principi paleoveneti, dicevo, utilizzavano nei banchetti, nei simposi, quando dovevano per l'appunto celebrare e festeggiare le loro gesta. Ebbene, dopo 1 o 2 secoli, sempre nella fattispecie la situla Benvenuti, che Giulia Fogolari, la più importante, la prima sovrintendente archeologica del Veneto, definì il poema dei Paleoveneti. Ebbene, la situla Benvenuti fu riutilizzata come contenitore per contenere le ossa combuste, nel nostro caso di una bambina, sempre al femminile, e anche questo è un messaggio che ci arriva dal futuro. Allora, questi discorsi non li faccio per la nostalgia nei confronti del futuro, lungi da me, quanto per il fatto, come dice Mo Yang, che è l'architetto cinese che curerà la prossima edizione di Biennale Architettura, come dice lui, il passato è la chiave per interpretare il nostro futuro. Oggi non la chiamiamo più spazzatura, si chiamano rifiuti. Dobbiamo utilizzare, come dice giustamente il titolo di questo di Ecoforum, dobbiamo innovarci con tecniche nuove, eccetera, eccetera, ma è importante anche imparare dal passato, e noi di passato ne abbiamo molto ed è prestigioso, ma di futuro, il futuro nostro e delle prossime generazioni è un impegno sul quale tutti noi dobbiamo, scusatemi la ripetizione, dobbiamo impegnarci. Il Comune di Este fa la sua parte, da 30 anni per l'appunto con la nascita di Sesa ha iniziato a riciclare e a differenziare prima, a riciclare i rifiuti. Mi congratulo con tutti gli amministratori che sono dentro questa sala. Termino con un piccolo inciso ed è un omaggio anche a Legambiente, che organizza Ecoforum ogni anno. Entro breve a Este verrà inaugurato un parco di 650 alberi ed è nostra intenzione, mia in particolare, di dedicarlo a chi tra gli ambientalisti, tra gli scienziati ambientalisti, hanno posto le basi per Legambiente, che allora si chiamava Lega per l'Ambiente, ovvero a Laura Conti, che è stata una scienziata che assieme ad Enzo Tiezzi hanno posto le basi scientifiche per un discorso e per un pensiero ecologista ed ambientalista non solo nel Veneto, ma ovviamente per l'Italia e per tutta l'Europa. Grazie e benvenuti a tutti. Ecco, anch'io chiaramente ho il piacere di portare il saluto di Sesa e condividere con voi questo secondo appuntamento dell'Ecoforum 2025. Dopo gli intensi lavori di ieri, oggi il focus è sul ruolo delle istituzioni nell'organizzare servizi di raccolta e gestione dei rifiuti sempre più sostenibili ed efficienti. È un percorso complesso che mette insieme competenze diverse ma unite in un unico obiettivo: ridurre la produzione dei rifiuti e gestire in modo efficiente e sostenibile ciò che inevitabilmente produciamo. La Regione, con la programmazione del piano rifiuti, ha un ruolo decisivo, come lo hanno i consigli di bacino, nel garantire i servizi vicini al territorio e le tariffe eque. Solo un lavoro condiviso tra pubblico e privato può permettere di limitare gli impatti ambientali e far viaggiare meno rifiuti, avvicinando sempre più la gestione al luogo in cui vengono prodotti. Questa visione
cioè ridurre l'impatto e trasformare il rifiuto in risorsa, è da sempre il cuore delle scelte di SESA. Da 30 anni investiamo in tecnologie e processi che ci consentono di recuperare materia ed energia, restituendo all'ecosistema ciò che altrimenti andrebbe perduto. E per questo siamo felici che l'Ecoforum abbia previsto visite nei nostri impianti. È l'occasione proprio di mostrare i risultati di un cammino fatto di ricerca, innovazione ed impegno continuo. Un percorso reso possibile anche grazie al Comune di Este, nostro socio di maggioranza, che in 3 decenni ha saputo garantire indirizzo, vigilanza e una visione chiara di ciò che un'azienda pubblica può e deve rappresentare per una comunità. Accanto ad Este desideriamo riconoscere l'impegno di tutti i comuni del nostro bacino e di tanti territori che serviamo in Veneto e oltre, spesso in collaborazione con altri partner pubblici e privati. È quindi un onore per noi ospitare qui la premiazione dei comuni rifiuti free e dei comuni ricicloni, in un territorio che ha investito con convinzione e in una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti e che dimostra come una società a maggioranza pubblica possa coniugare eccellenze gestionali, sensibilità economica, innovazione tecnologica e tutela dell'ambiente. L'auspicio è che i comuni virtuosi continuino a crescere e che amministratori e tecnici trovino nuovi strumenti e nuove energie per invertire quel trend dell'aumento del rifiuto secco che è emerso ieri, che abbiamo visto dai dati. È una sfida impegnativa ma indispensabile se vogliamo lasciare ai nostri figli un pianeta migliore di quello che abbiamo ricevuto. Desidero infine ringraziare Legambiente per il suo impegno costante, una voce che sensibilizza, stimola e quando necessario denuncia. Una voce preziosa che mantiene viva l'attenzione di istituzioni, amministratori e cittadini sull'urgenza di prenderci cura della nostra terra. Grazie a Legambiente e complimenti fin d'ora a tutti i comuni che verranno premiati. Quindi buona mattinata. Sono stata presa un po' alla sprovvista, a dire il vero, non pensavo di... Comunque è molto piacere di salutare tutti i presenti, ricordando che a Este diciamo, la raccolta differenziata nasceva 30 anni fa, appunto, quando io, che adesso sono presidente di Circolo Legambiente da molti anni, ero assessore all'ambiente, quindi ho avuto, come dire, l'avventura di dare il via a questa impresa che nel frattempo è diventata una grande impresa e comunque per noi è stata la soluzione del problema discarica e inceneritore. I problemi erano quelli nel 1995, la discarica era insufficiente e quindi si pensava all'ampliamento della discarica e alla realizzazione di inceneritori. Ecco, a questo come amministrazione comunale ci siamo opposti e abbiamo indetto una gara e quindi è stato possibile costituire la SESA. Ecco, tutta quella storia la potete trovare anche in un video realizzato da un gruppo di giovani di Este che si chiama appunto Gruppo di Video Storia e penso che ci sia ancora nel sito di SESA. Ecco, è curioso e potete vederlo perché c'è anche una ricostruzione storica del trattamento dei rifiuti dalla preistoria ad oggi, ecco, che è un po' curiosa. E quindi insomma poi in seguito assieme alla raccolta porta a porta è nata anche Legambiente che il circolo opera ormai da
28 anni, sì, 28 anni a Este e quindi insomma ci siamo sempre battuti per la raccolta differenziata spinta porta a porta. Purtroppo io speravo che ci fosse un riconoscimento anche per il comune di Este, invece vedo che pecchiamo perché produciamo troppi rifiuti. Ecco. Quindi il mio... sì, è un problema generalizzato, però vedo che quelli che vincono ne producono di meno, quindi forse è possibile produrne di meno e quindi su questo ci impegneremo nei prossimi anni e spero insomma che riusciremo a raggiungere anche un piccolo premio anche come Comune di Este. Grazie, buon lavoro. Grazie. Fa quasi impressione, riprendo le parole di Bacini, sentire parlare di impresa quando si parla di differenziata. Oggi è una normalità che non deve diventare consuetudine scontata, e in questo processo di, riprendo anche qui le parole dei relatori, sensibilizzazione, educazione e in parte anche denuncia, un ruolo importantissimo l'ha avuto e ce l'ha ancora Legambiente, che come ho detto prima coordina questa 2 giorni e tutto il lavoro che c'è alla base. Chiamo Piero De Candia, che è direttore di Legambiente Veneto e che ci introduce a quelli che sono i lavori odierni, che sono come ieri molto intensi. Grazie mille, buongiorno e benvenuti a tutti e tutte alla 10ª edizione di Ecoforum Veneto. C'è un'edizione importante che segna anche la maturità del confronto su questo tema. È bellissimo oggi vedere moltissime fasce tricolori qui con noi e posso sottolineare come voi siete i protagonisti dell'eccellenza veneta. Ieri abbiamo affrontato varie tematiche molto interessanti per riuscire a tornare ad essere primi, perché la novità di cui siamo venuti a conoscenza qualche giorno fa è che il Veneto non è più primo come percentuale di raccolta differenziata, ma è stata sorpassata dall'Emilia-Romagna, posto che percentuale di raccolta differenziata voglia dire qualità, cosa che non è sempre detto. E infatti vedremo dopo con le premiazioni non premiamo la percentuale di raccolta, ma il minor rifiuto che va a smaltimento. Possiamo tornare ad essere primi partendo da oggi, che è una giornata di festa dove abbiamo un sacco di comuni che parlano ai loro cittadini, parlano con i consigli di Bacino prima, parlano con i loro cittadini dopo e riescono a portare il Veneto ad essere una delle eccellenze europee nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti, in tutto quello che è economia circolare, creando anche un humus attivo per tutte quelle aziende dell'economia circolare che vogliono fare innovazione. E ieri abbiamo viste veramente tante che hanno sede qui in Veneto e che riescono a riciclare frazioni che fino a qualche tempo fa pensavamo fossero irriciclabili e destinate per forza a discarica o incenerimento. Quindi siete bravi, grazie. Parlate con i vostri colleghi che non ce la fanno, che non sono ancora con muni di ricicloni. Raccontategli la vostra esperienza, raccontategli anche l'orgoglio di arrivare a questi risultati. In modo, oggi siamo 311, i comuni del Veneto sono 560, possiamo farcela a raggiungere degli obiettivi molto alti, che sono quelli del piano rifiuti Veneto, che ha deciso di dire
Basta a nuove discariche e gli impianti di incenerimento e termovalorizzazione che abbiamo oggi ci bastano. La nostra sfida è questa. La nostra sfida è non calare nei territori nuove discariche e nuovi impianti di smaltimento. Questo è stato l'inciampegno che la Regione Veneto ha saputo prendersi, prima l'assessorato, poi la giunta, poi il consiglio, poi i consigli di bacino e poi voi. Forse questo è il momento di rinsaldare questo patto e di ricordarci gli obiettivi che ci siamo dati, che sono obiettivi straordinari. Penso che dobbiamo essere tutti orgogliosi degli obiettivi che ci siamo dati. Ultima cosa, e poi vi lascio continuare con i lavori, un grazie, perché si arriva a oggi dopo tutto l'anno di lavoro. Parto da un grazie alla Regione Veneto ed in particolare all'assessorato all'ambiente e al clima. Qui con noi abbiamo l'ex assessore, ancora in carica forse per qualche giorno, però l'ex assessore all'ambiente e al clima Gianpaolo Taccin, che ha raccolto la sfida e ha approvato sto piano. La Regione, che con l'assessorato e che con i suoi uffici si è sempre affrontata con noi e con gli stakeholder, provando a mettere in campo tutte quelle azioni per raggiungere il risultato. Un grazie ad ARPAV. ARPAV è l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente, che sui rifiuti fa un lavoro straordinario. Ha la capacità di raccogliere dati e raccontarci cos'è la nostra regione attraverso i dati in maniera straordinaria. Grazie ai consigli di bacino, gli organi di governo che conoscete di più forse, però sono quelli che poi traducono nei territori i grandi obiettivi. Grazie ai comuni con i quali ci confrontiamo e spesso siamo alleati nel spiegare anche perché alcune scelte debbano essere fatte. Grazie a tutte le aziende e gli stakeholder, aziende con le quali ci siamo confrontati per tutto l'anno, siamo riusciti a capire punti di forza e di debolezza dei nostri sistemi, specialmente con i gestori, come con tutti gli stakeholder. Ultima cosa, grazie ai partner che hanno reso possibile tutto questo lavoro e perdonatemi, ma voglio citarli tutti, a partire da Savno, la Sesa che ci ospita in questi spazi stupendi, Assocarta, AIM Vicenza, Bioman, Contarina, Ecoambiente, GEA, Acegas APS Amia, Berica Utilia, Cesaro McImport, DNA Ambiente, ETRA, Stena, Veritas. Come partner tecnico abbiamo Favini, dove con la cui carta abbiamo stampato questi dossier, e come me di a parte il gruppo NEM, che ormai ci accompagna anche lui da 10 anni. L'ultimo grazie sentito a tutto lo staff di Lezagan Ambiente, che è riuscito a mettere in piedi, penso, un ecoforum straordinario. Quindi ne cito due, ma per tutti cito Lisa Morandin e Paola Valente, con cui forse avete avuto rapporti, ma sono le due persone che hanno reso possibile tutto questo. E quindi grazie e vi chiedo un grossissimo applauso per loro.
Buon lavoro e buona festa. Abbiamo detto che Ecoforum è anche il momento per fare il punto della situazione e non c'è modo migliore, o comunque la base è fondamentale, bisogna analizzare i dati. Non solo analizzarli ma anche comprenderli. Lo ha detto il direttore De Candia, il lavoro straordinario di raccolta e interpretazione dei dati ha tra i principali protagonisti in Veneto ARPAV. Per questo invito sul pulpito Alberto Ceron dell'unità organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV, che ci racconterà quello che è la raccolta dei dati dei rifiuti urbani per il 2024 in Veneto. Prego. Grazie a tutti, grazie a Piero e appunto a questa opportunità che ci date appunto per illustrare la situazione del Veneto. Allora, partiamo con i dati macro della regione. Siamo una regione che, sebbene i rifiuti aumentino, ma siamo sempre al di sotto della media nazionale. Il nord Italia è a valori superiori a 500 kg abitante, come rifiuto urbano noi siamo al di sotto appunto dei 480 kg. Come raccolta differenziata siamo a 78,2. Ricordo che il vecchio piano, quello che scadeva nel 2020, aveva un obiettivo del 76%, l'abbiamo superato e siamo ampiamente superiori al 65% della normativa regionale e nazionale. E abbiamo detto non dobbiamo essere solo bravi a raccogliere, ma dobbiamo essere anche bravi a recuperare, quindi questo significa basse percentuali di scarto nelle frazioni differenziate e a livello appunto regionale siamo quasi al 70%, che è l'obiettivo al 2030 per il piano. Questa slide dovevo prestarla a Piero un attimo fa perché appunto ha fatto lui tutti i ringraziamenti. Gli obiettivi che siamo riusciti a raggiungere sono il risultato di un'azione sinergica di molteplici attori, che va dalle istituzioni, che vanno dai cittadini, dai gestori, dalle aziende che cercano di trovare soluzioni innovative per il recupero, e quindi è il risultato di un'azione sinergica da parte di tutti gli attori. Andiamo proprio nel merito dei dati. Come dicevo, siamo tra i più bravi in Italia, siamo la regione migliore d'Italia come rifiuto pro capite, però c'è un piccolo campanello d'allarme che ci fa dire: ma come mai noi stiamo aumentando la produzione dei rifiuti? Allora, vuoi che siamo la regione con più turisti a livello italiano? Quello sicuramente è un dato che può incidere. Sono cambiate la normativa sull'assimilazione dei rifiuti non domestici, e quindi non è più per quantità e qualità da qualche anno, e quindi possono confluire nei rifiuti urbani anche rifiuti che magari prima avevano dei destini nella parte speciali. Poi qui non è scritto, ma appunto è uscito anche dai lavori ieri. C'è un cambiamento sociale nella parte acquisti. L'e-shopping ha prodotto come risultato una sovrabbondanza di imballaggi, e poi si parlava anche del mutamento delle abitudini alimentari, cioè si va verso piccole famiglie con le buone porzioni, magari si mangia velocemente e quindi c'è un maggiore aumento di rifiuti da imballaggio. Quindi ecco, siamo sempre bravi, però dobbiamo fare sicuramente attenzione a questo. Come raccolta differenziata, appunto vi dicevo prima, c'è un aumento. Abbiamo il 98% dei comuni che sono già oltre il 65%, che è la norma limite nazionale, e vabbè, il 90% della popolazione. E all'obiettivo di piano, che è un obiettivo molto più stringente rispetto a quello nazionale, abbiamo quasi il 50% dei comuni, quindi abbiamo ancora un po' di strada da fare, ma abbiamo 5 anni per lavorarci. E quindi come performance provinciali vedete appunto abbiamo Treviso come provincia, che ha l'89% di raccolta differenziata e 382 kg di rifiuto di prodotto. Come vedete appunto poi c'è Belluno, 86% che segue,
e vedete che la maggior parte, i migliori obiettivi si raggiungono nei centri al di sotto dei 50.000 abitanti. Effettivamente le città più grandi, più sono grandi le città, più sono complesse, più è difficile magari raggiungere gli obiettivi. Ieri c'è stato un tavolo delle 3 città più grandi, Verona, Padova e Venezia, per appunto discutere delle loro problematiche, discutere magari delle azioni che stanno già intraprendendo per cercare di raggiungere magari città un po' più piccoline come Vicenza e Treviso, ma siamo convinti che sia un obiettivo raggiungibile da qui al 2030. Come dicevo prima, tasso di riciclaggio. Ecco, non siamo solo raccoglitori, siamo anche recuperatori, e dalle analisi merceologiche che appunto abbiamo raccolto abbiamo visto che abbiamo quasi il 70% di materiale che viene effettivamente recuperato. Queste analisi merceologiche verranno sicuramente aumentate nel corso del 2026, anche ARPA ne prenderà parte, perché siamo convinti che non possiamo solo fermarci alla parte noi siamo bravi a raccogliere, ma dobbiamo anche approfondire e andare a lavorare sulla parte dell'effettivamente raccolto. Quindi anche ARPA scenderà in prima linea nel 2026 con le analisi merceologiche e la verifica appunto di questo target e di questo criterio. Come rifiuto residuo, sì, e qui c'è un aumento un po' più marcato, un aumento siamo a 113 kg abitante e l'obiettivo di piano, la slide successiva, è di 80 kg a livello medio regionale. Quindi qui c'è una tendenza un po' da analizzare, e abbiamo visto, ma poi ne abbiamo parlato ieri, ne parleranno anche dopo, che in certi territori le azioni di piano, che il piano aveva previsto l'obiettivo, ma aveva anche dato gli strumenti per raggiungere questo obiettivo, in certi territori non sono stati pienamente ottemperati, come la piena responsabilizzazione, come le modalità di raccolta. Quindi il piano dà gli strumenti per raggiungere quell'obiettivo. Ecco, diciamo siamo un po' fermi, ecco, quindi faccio un po' un appello e dico, questo è un campanello, dobbiamo muovere, dobbiamo andare verso le azioni di piano per riuscire a ridurre il rifiuto, che poi questo è il rifiuto che va a incenerimento o va in discarica, quindi serve appunto per anche la sostenibilità di tutte le filiere del recupero e della gestione dei rifiuti a livello regionale. Come dicevo prima, l'impatto del turismo non è poco, abbiamo 73 milioni di turisti nel 2024 ed è un dato in crescita, e abbiamo stimato che appunto ogni turista produce più rifiuti rispetto a un abitante normale, cioè i turisti quando vengono producono più rifiuti, e soprattutto è opportuno che anche nelle zone turistiche vengano adottati degli accorgimenti per fare in modo che anche il turista partecipi alla raccolta differenziata, sia responsabilizzato. So che è difficile, però non si può lasciare che il turista venga qui e faccia un po' il super produttore di rifiuti. Bisogna in qualche modo trovare delle politiche atte a inquadrare anche questo flusso, che come vedete sono 73 milioni di presenze. Siamo appunto la regione d'Italia che ne ha di più, e non siamo la regione che ha più abitanti, perché per esempio il Lazio ha più abitanti del Veneto. Quindi, come dicevo, abbiamo il 69% dei comuni che applicano il principio del chi inquina paga, quindi applicano il principio dato dal piano, e abbiamo visto che questo 69% dei comuni hanno un 22% in meno di rifiuto urbano pro capite. Quindi, come dicevo prima, se si mettono in azione le azioni di piano, è possibile ridurre il rifiuto. Cioè questi comuni producono il 55% in meno di residuo e hanno un 10% di percentuale di raccolta differenziata in più. Quindi il piano aveva ben visto le azioni da intraprendere per ridurre il rifiuto e per migliorare le performance.
E unito appunto alle azioni di piano, c'è da dire che come regione siamo ben dotati dei centri di raccolta che concorrono a mi pare il 29% della raccolta differenziata. Abbiamo quasi 400 centri di raccolta comunali che sono dislocati in quasi tutto il territorio e in certi ambiti, in certi bacini, un cittadino può andare in qualsiasi centro di raccolta, che non deve essere necessariamente del suo comune, ma basta che sia nell'ambito del suo territorio, del suo consiglio di bacino. Quindi può anche essere che nel tragitto casa del lavoro magari è aperto quell'orario, è più facilitato senza magari dover aspettare il sabato. Quindi c'è un aumento anche degli orari di apertura, un aumento anche delle modalità con prenotazione, e i gestori stanno cercando di favorire anche questa modalità di raccolta, che è importantissima soprattutto per le raccolte differenziate. Il compostaggio domestico è sempre una pratica che è stata favorita a livello regionale, perché i quantitativi vengono calcolati come raccolte differenziate, i quantitativi non prodotti, quindi la regione si è sempre prodigata per favorire questa pratica di prevenzione. Qua non stiamo producendo rifiuto, cioè non lo stiamo producendo, però vi veniamo incontro, vi conteggiamo anche questo dato come raccolta differenziata in maniera appunto di calcolo. E nell'ultimo tempo la Regione ha anche emanato delle linee guida sui centri di riuso. Attualmente abbiamo 11 centri di riuso. Cosa significa? Che un mio bene non diventa rifiuto, quindi non entra, quindi siamo nella parte della prevenzione del rifiuto, e lo posso cedere a questo centro di riuso, e viene destinato a nuova vita da un'altra persona con le stesse caratteristiche. Ma a me non serve più, però a qualcun altro può servire, e stiamo fuori appunto dell'ambito dei rifiuti. E poi appunto anche il piano, anche la regione si prodiga per favorire iniziative contro lo spreco alimentare, come doggy bag, tutte le ecofeste, tutte le azioni per favorire per limitare la produzione di rifiuti. Mi avvio verso la fine. Non tralascio, faccio velocemente il comparto impiantistico. Abbiamo un ottimo comparto impiantistico per quanto riguarda il recupero di materia. Prima tra tutti il recupero della frazione organica. Qui non so se chi ha già visto l'impianto di Sesa si è reso conto a che livello tecnologico siamo arrivati. Quando ho iniziato io a lavorare i primi anni 2000 era un impianto di compostaggio, aveva appena iniziato a inserire dei digestori anaerobici. Adesso dall'umido si produce biometano e anche CO2, quindi abbiamo appunto un comparto impiantistico veramente all'avanguardia e diffuso in tutto il territorio. E come termovalorizzazione abbiamo il 7% del nostro rifiuto che va a termovalorizzazione, e il 5% invece è residuale, va alla discarica, quindi siamo sotto al 10% come obiettivo. E anche se consideriamo gli scarti del TMB che vedete lì, siamo circa sul 10%, che è il limite che è stato praticamente fornito da rispettare. C'è da dire che i termovalorizzatori che sono in adeguamento, come ben sapete anche previsto dal piano, aumenteranno appunto la parte di priorità di termovalorizzazione che è previsto dalla gerarchia europea dei rifiuti, che prima della discarica è prevista la saturazione della termovalorizzazione. Mi avvio in chiusura. Allora, abbiamo visto che le azioni importanti sono: dobbiamo ridurre il residuo con le azioni di piano, quindi dobbiamo raggiungere l'obiettivo di 80 kg a livello medio regionale. Dobbiamo cercare di potenziare i centri del riuso per favorire tutte le pratiche che sono a monte della produzione di rifiuti. Siamo nella prevenzione, in modo tale da dare nuova vita a degli oggetti che anche eticamente magari funzionano e non diventano così rifiuti, e limitare anche la produzione e la necessaria gestione come rifiuto. Dobbiamo essere sempre attenti sulla qualità delle raccolte differenziate, quindi prediligere anche sistemi di raccolta che responsabilizzino l'utenza e facciano in modo di limitare la produzione di scarti,
E ecco, in questo, dicevo, anche ARPA entrerà in campo per fare anche lei delle verifiche, e magari già l'anno prossimo avremo ancora più dati da portarvi. E poi, come innovazione impiantistica, sì, chiedo appunto, ho sentito nomi di aziende, ieri ero qua nella parte di innovazione, ho sentito veramente delle proposte, ma che sono già realtà di scelte tecnologiche di innovazione, recupero batterie, recupero delle bioplastiche, che veramente ho detto, caspita, c'è veramente un movimento a livello della crescita, ma anche come posti di lavoro, come innovazione nel recupero, che ha grandi potenzialità, e mettiamolo al servizio del territorio per la riduzione e per il raggiungimento degli obiettivi. Io ho finito. Se i dati che abbiamo elaborato li trovate nel sito di ARPAV, non trovate ancora oggi il rapporto, ma trovate tutti i dati comune per comune nelle varie schede. Qua ho lasciato il link. E vi ringrazio, e ringrazio Legambiente per questa opportunità. Grazie al dottor Ceron, che oltre a essere molto preciso nei dati è stato precisissimo anche nel tempo, quindi molto bene, perché stiamo procedendo al passo con i tempi preventivati. Lo abbiamo salutato prima, l'assessore uscente della Regione Veneto all'ambiente, al clima e alla protezione civile, Giampaolo Bottacin. Giampaolo Bottacin è stato l'assessore, lo invito intanto al pubblico, che ha proposto prima alla Giunta e poi al Consiglio regionale questo piano rifiuti che ha appunto come obiettivo il 2030. Prima Baccini di Legambiente parlava di impresa quando si è cominciato a parlare di differenziata e di riciclo. Abbinato al suo intervento, assessore, c'è la parola sfida, quindi dei termini che danno il valore di quello che si sta facendo. È una sfida vinta, siamo a metà percorso, quindi ovviamente è ancora presto per dirlo, ma siamo al passo con questa sfida? Prego. Grazie intanto per l'invito, ringrazio Legambiente, ringrazio, come ha fatto il direttore di Legambiente De Candia, tutti i soggetti che hanno consentito di arrivare fino a questi risultati, 78,2% di raccolta differenziata. Non siamo quest'anno al top in Italia, però voglio dire, ce la giochiamo con l'Emilia Romagna, che non hanno gli stessi turisti che abbiamo noi, e come ha evidenziato Ceron, questo è un aspetto che gioca un ruolo importante. Anche perché nel piano rifiuti, quando ci siamo confrontati, e ringrazio Legambiente soprattutto per il confronto, non tanto per l'invito oggi, ma per il confronto di questi anni, relativamente al tema dei rifiuti, abbiamo iniziato guardandoci un po', no, con anche un po' di diffidenza in entrambi i sensi, ma poi devo dire che credo siano rimasti sorpresi piacevolmente del fatto che la nostra proposta è stata una proposta che va nella direzione che è necessaria, non è auspicabile, è necessaria se vogliamo continuare a parlare di economia circolare, di ambiente, di cambiamenti climatici e di tutto quello che è collegato a questo. Quindi veramente ringrazio Legambiente per questo, e abbiamo focalizzato, senza dimenticare la raccolta differenziata, il tema della quantità dei rifiuti prodotti e soprattutto della quantità del rifiuto residuo. Oggi il dato medio regionale è di 108 kg circa, dobbiamo raggiungere gli 80. È una sfida quindi che non è ancora raggiunta, ma è una sfida che è partita, ed è una sfida che è partita con degli obiettivi ambiziosi ma assolutamente raggiungibili. Abbiamo visto dei dati, molti comuni hanno già raggiunto questi obiettivi, quindi vuol dire che è possibile farlo, è possibile, sono obiettivi che sono possibili in termini di raggiungimento. Il nostro piano rifiuti si pone degli obiettivi importanti: nessuna nuova discarica, nessun nuovo inceneritore, nessun ampliamento della capacità di incenerimento rispetto a quelle già autorizzate e nessun ampliamento di discarica. Lo ripeto, nessun ampliamento di discarica. Lo dico perché questo, che può sembrare una banalità, ci ha creato qualche problema, perché il piano rifiuti, che è considerato molto ambizioso, che ha ricevuto elogi da parte di tutti, poi dopo, quando lo andiamo a declinare, qualche ostacolo l'ha trovato.
e vuol dire che le discariche esistenti, quando si sono riempite, i numeri ci dicono questo, non hanno necessità di ulteriori ampliamenti, soprattutto se l'ulteriore ampliamento non è giustificabile o è giustificabile da un punto di vista che non mi trovo d'accordo, cioè quello di un piano economico-finanziario che forse non regge tantissimo, e allora ampliamo la discarica perché i costi del post-emergenza non sono stati valutati bene. Allora io ringrazio tutti gli amministratori pubblici che hanno consentito di raggiungere questi obiettivi, ma su questo tema è forse qualcosa, siccome mi avete scritto che sono ex, qualche sassolino dalla scarpa me lo posso togliere, no? Qualcheduno deve fare una valutazione, guardarsi allo specchio e dire perché dobbiamo ampliare la discarica? Serve ampliarla perché manca volumetria, mancano capacità di termovalorizzazione o perché il nostro piano non è stato valutato attentamente? E su questo dobbiamo essere assolutamente onesti, perché il nostro piano rifiuti per me non è stato una cosa semplice, perché prima è stato, come dire, raccontato, no, i vari passaggi, l'assessore propone in giunta, la giunta approva, poi lo mandiamo in consiglio, non è stato proprio nella fase di approvazione così semplice, e non lo è stato ancor peggio dopo, perché insomma di missili ne sono arrivati tanti anche da fuoco amico, e dobbiamo dirlo, perché uno dei temi irrisolti tuttora in Veneto è che non abbiamo la possibilità di smaltire in casa. Noi riusciamo a smaltire tutto ma non l'amianto, e su questo con Legambiente ne abbiamo ragionato tanto e abbiamo ritenuto che sia molto più razionale evitare di lasciare l'Ethernet sui tetti e metterlo in discariche controllate, magari non a centinaia se non migliaia di chilometri da qui. E questo mi ha creato non pochi problemi tuttora, e quindi anche su questo tema devo ringraziare Legambiente, perché invece su questo mi ha sempre sostenuto e ha sempre dato merito a questo obiettivo. La tariffa unica è un altro tema che all'inizio non era stato compreso da tutti. La tariffa unica che deve essere realizzata, no? Qualcuno ha cercato di rallentarne l'iter, cercando di dire ai cittadini ma con la tariffa unica aumentano le bollette di 20-30 euro al cittadino, cosa che non è vera, però qualcuno ha cercato di spingere in questa direzione, ma non è così. L'obiettivo della tariffa unica serve anche a risolvere quelle problematiche che spesso gli stessi sindaci mi hanno evidenziato in questi anni erano problematiche non risolte. Penso per esempio ai rifiuti galleggianti, perché il comune che se li trova in casa dice sì, ma non li ho mica buttati io, li ha buttati qualcuno a monte e arrivano tutti a me. Penso per esempio ai comuni rivieraschi, no, che mi hanno segnalato tante volte questi aspetti. Ecco, la tariffa unica serve per creare un fondo che poi dopo va a intervenire anche su questi rifiuti figli di nessuno, diciamo così, no? Ma così come la raccolta, sì, la tariffa unica serve anche a creare fondo incentivante e disincentivante. Incentivante per chi fa fatica a spingere, e con questo piano rifiuti siamo andati al vedo, perché alcuni consigli di bacino hanno dovuto in qualche maniera spingere un po' di più, ovviamente non quelli che erano in cima alle classifiche, quelli che erano un po' più indietro, e un fondo anche per andare incontro a chi ha la, fra virgolette, sfortuna di ospitare in casa dei termovalorizzatori o delle discariche, perché nel passato, non è che a me qualche sindaco ha detto vabbè, ma allora me la faccio anch'io la discarica in casa, ma dico no, il piano regionale non ragiona proprio in questi termini. Quindi è un piano che ha degli obiettivi realistici, un piano che non è stato semplice da far approvare, un piano che non è stato semplice da far applicare, un piano che però darà grandi benefici, sta già dando, ma darà grandi benefici a tutti i cittadini. Un tema che non sono riuscito ad affrontare come avrei voluto è stato quello del packaging. Prima è venuto fuori, Ceron l'ha detto, no? Anche i nuclei familiari sempre più piccoli, però qui credo sia da fare un lavoro, lo dico sempre, è un lavoro per creare una cultura diversa. E lo dico perché nel 98 io lavoravo in un'azienda, qualcuno l'ha già sentita sta storia, ma la ripeto, lavoravo in un'azienda che produceva detersivi liquidi.
Quindi facevamo la bottiglia, riempivamo di detersivo e vendevamo per vari marchi. E siamo stati i primi in Italia, non so se ne siano seguite altre, che abbiamo fatto i distributori di detersivo. Cioè tu andavi al supermercato con la tua bottiglia, la mettevi sotto, lo prendevi. Il marchio sotto c'era scritto Neutral, un'azienda veneta naturalmente. Quell'azienda non esiste più, è stata chiusa qualche anno fa e quel distributore non ha mai avuto un gran successo, perché evidentemente c'è da fare ancora un salto culturale su questo. Noi siamo molto condizionati, io ho provato a confrontarmi con Confindustria, però noi cittadini siamo molto condizionati dagli aspetti comunicativi, dalla pubblicità, dal marketing. Io quando andavo al supermercato mi divertivo un sacco a sentire i commenti, no, è meglio questo, è meglio quello. Io sapevo che era lo stesso detersivo su tutti e due i flaconi perché lo facevamo nella stessa cisterna, però siamo condizionati, molto condizionati. Cito il caso dei detersivi che conosco molto, ma può essere esteso all'alimentare, a qualsiasi tipo di altro prodotto. Quindi noi compriamo a volte dei prodotti, sono piccolissimi, abbiamo un packaging che è enorme e quello è tutto, se non è ben gestito, è tutto rifiuto che poi si traduce nei famosi 459 kg pro capite che noi produciamo. Siccome siamo coi tempi, ma non voglio tirarla lunga, faccio un ultimo ringraziamento, che è quello alle forze dell'ordine. Perché nel momento in cui noi incentiviamo, spingiamo, nel mio comune c'è da tanti anni, la tariffa puntuale, chi produce di più paga di più, ogni volta che io vado a buttare le immondizie, le chiamo ancora immondizie io, perché è il famoso indifferenziato, c'ho la chiavetta e la bolletta mi cresce, ma d'altro canto se lo produco è giusto che sia così. Questo, il rovescio della medaglia è che magari qualcuno non butti le cose dove non deve buttarle, siccome succede in collaborazione con in modo particolare i carabinieri del NOE, del nucleo tutela ambientale, abbiamo finanziato diverse volte i comuni per la videosorveglianza che serve a evitare questo tipo di illeciti e a evitare anche illeciti ancora più preoccupanti, che sono quelli relativi a infiltrazioni malavitose presenti anche in Veneto, lo dico in maniera molto trasparente, che ha l'usanza di prendere capannoni dismessi, riempirli di rifiuti. Una volta li bruciava, adesso non li brucia neanche più perché si sono accorti che bruciandoli attiravano l'attenzione, no? Capannoni di aziende fallite, eccetera. E su questo devo ringraziare anche ARPAV, perché abbiamo fatto delle attività formative insieme ai carabinieri, appunto per formare anche le polizie locali, che sono fondamentali, antenne sul territorio per segnalare questi aspetti. Il futuro quale sarà? Siamo arrivati fin qui. Non è facile, come ho detto, ho evidenziato gli aspetti negativi, bicchiere mezzo vuoto, perché io sono a fine mandato, spero che arrivi un assessore che abbia il coraggio e la forza di spingere in questa direzione, perché questo assessorato mi ha fruttato anche minacce di morte, sono l'unico assessore che ha ricevuto minacce di morte, no? E quindi non è un assessorato semplice. Spero che spinga in questa direzione, so che avrà al suo fianco Legambiente, come per me è stato per 10 anni, ovviamente con posizioni non sempre collimanti al 100%, ma sicuramente di grande stimolo, e il futuro penso che debba guardare a un medio, quindi il piano rifiuti da realizzare, da applicare, e poi anche a un lungo termine. La tecnologia fa salti da gigante, i cittadini sono stati bravissimi in Veneto nella raccolta differenziata quando è iniziata tanti anni fa, e il futuro forse non ci sarà neanche più la raccolta differenziata, perché la tecnologia sostituirà il cittadino, ma questo oggi è ancora presto per dirlo, e quindi dobbiamo percorrere i due binari paralleli, uno con l'obiettivo del lungo termine, uno con l'obiettivo del medio termine, che non dobbiamo assolutamente perdere di vista per portare a casa un risultato che deve essere, e sicuramente sarà, perché se siamo arrivati fin qua sarà ancora un risultato positivo per la Regione del Veneto. Grazie ancora, scusate se sono stato lungo. Grazie Assessore, e l'applauso è doppio, è un ringraziamento per il servizio reso alla Regione in questo mandato da Assessore. L'assessore Bottacin ha di fatto raccontato la genesi di questo piano, in questo finale di discorso ha anche visto ad un futuro che speriamo sia quello raccontato dall'assessore. Nel
andiamo nel cuore di questo piano. Il titolo di questo ultimo momento prima della premiazione è il monitoraggio del piano rifiuti Veneto spiegato ai sindaci. Ci si è detti, ai sindaci c'è poco da spiegare dopo tanti anni di attività e dopo un percorso che ormai si può dire lungo e in cui tantissimi sindaci hanno risposto in maniera responsabile insieme ai loro cittadini. Però c'è sempre da imparare, c'è sempre da conoscere e questo è il momento per farlo prima delle giuste premiazioni. Quindi invito a sedersi qui con me Paolo Giandon, direttore della Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica appunto della Regione Veneto, Stefania Tesser dell'Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di ARPAV e invito anche nuovamente il direttore di Legambiente Veneto, Piero De Candia, che poi introdurrà il rapporto dei comuni Ricicloni Veneto 2025, altro cuore della giornata. Io cedo subito la parola, ci sono i microfoni, quindi potete pure raccogliere oppure andare al pulpito se preferite, come preferite voi. Lascio la parola al dottor Giandon. Così mi vedono meglio. Grazie, anch'io ringrazio per l'invito e per l'occasione di parlare a una platea così qualificata di questi temi che rischiano di restare poi sempre nelle stanze non segrete ma poco conosciute magari degli uffici regionali. Io appunto devo parlarvi del monitoraggio di piano perché il piano prevede che ci sia al 31/12/2025 un momento di verifica per controllare se quello che si è deciso di fare procede secondo quelli che sono gli obiettivi stabiliti al 2030, perché gli obiettivi che si pone il piano sono obiettivi da raggiungere al 2030. Mancano ancora 5 anni, sembra un lungo tempo ma non lo è. E gli obiettivi sono già stati citati, qua sono riportati in sintesi: non aprire nuove discariche, non ampliarle, nemmeno le esistenti, non realizzare nuovi impianti di termovalorizzazione e non incrementare la capacità di trattamento, l'ha detto l'assessore qualche minuto fa. Quindi niente più rifiuti urbani in discarica dal 2030, perché le discariche, le volumetrie esistenti andranno esaurendosi, e obiettivo di 80 kg abitanti anno di rifiuto residuo e 84% di raccolta differenziata. Perché 80 kg abitanti anno? L'ha già detto anche l'anno scorso, ma è bene ripeterlo. Perché per 5 milioni di abitanti fanno 400.000 tonnellate di rifiuto residuo che possono essere gestite negli impianti di termovalorizzazione esistenti. Quindi mi pare che il ragionamento sia abbastanza semplice. Quindi cosa prevede il piano per verificare se siamo in linea con questi obiettivi? Prevede appunto questo monitoraggio cosiddetto intermedio al 31/12/2025. In questo caso, se nel caso in cui questo monitoraggio rilevasse un deficit impiantistico, cioè se verificassimo che le capacità di trattamento esistenti non sono in grado di dare risposta alle esigenze regionali di smaltimento del rifiuto urbano residuo, solo in questo caso la Giunta dovrebbe individuare eventuali azioni correttive per far sì che torni, l'equilibrio tra il rifiuto urbano che si produce e le capacità di trattamento. Quindi principalmente questo, poi chiaramente monitoraggio intermedio, se ne è parlato anche ieri, prevede tutta una serie di altre verifiche su altri obiettivi, anche nel campo dei rifiuti speciali, non solo dei rifiuti urbani. Però questo chiaramente è quello che oggi ci interessa sottolineare in questo incontro con voi. Quindi il piano dice: fino a che non avviene questo monitoraggio, che sarà dopo il 31/12/2025, che è il momento in cui raccoglieremo tutti i dati che abbiamo disponibili a quel momento, non è consentito nessun intervento sulle capacità produttive degli impianti, di trattamento degli impianti di piano, e così è stato. Gli unici adeguamenti che sono stati fatti sono quelli che rispondono a questi criteri che il piano già citava, cioè di adeguamento normativo, miglioramento di performance degli impianti,
e in particolare, siccome è intervenuto poi un decreto relativo agli impianti di discarica che permetteva una modifica delle coperture, c'è stato un piccolo adeguamento che ha dato la possibilità, con le stesse volumetrie, di gestire una quantità maggiore di rifiuto. Quindi questo è stato positivo anche poi per il piano. Solo dopo il monitoraggio sono possibili eventuali modifiche agli impianti di trattamento. Quindi dal 2025, sulla base degli esiti del monitoraggio intermedio, potranno essere necessari nuovi volumi per l'arco temporale successivo. In questo caso si dovrà intervenire modificando il piano eventualmente. Questo piano vigente lo dice chiaramente: se dovessero essere necessarie azioni correttive di questo tipo, cioè vediamo che il volume che abbiamo a disposizione non è sufficiente a contenere tutti i rifiuti che produciamo, dobbiamo quindi procedere, mettiamo come ipotesi, ad un ampliamento magari limitato di alcuni impianti di piano. Solo in questo caso la Giunta procede con la stessa procedura che si è utilizzata per approvare il piano vigente. Quindi la Giunta lo adotta, fa la procedura di VAS, va al parere della Commissione consigliare e poi la Giunta lo approva definitivamente. Quindi quali sono gli elementi chiave da verificare col monitoraggio? Primo, qual è la volumetria delle discariche che ancora è disponibile, per vedere se quello che produciamo, se le volumetrie disponibili sono sufficienti insieme con i volumi che vanno a termovalorizzazione per ricevere i rifiuti che produciamo. Se l'implementazione, cioè l'attivazione delle nuove capacità di termovalorizzazione, perché abbiamo 2 impianti che all'epoca di approvazione del piano erano in previsione di adeguamento, uno quello di Venezia e uno quello di Padova, e quindi la verifica da fare è sui tempi di attivazione di queste modifiche impiantistiche, e questo sappiamo già, è stato detto anche ieri, c'è un ritardo per entrambi che va dai 12 ai 18 mesi rispetto alle previsioni di piano, quindi questo ci fa perdere un po' di capacità di trattamento. E cosa più importante sicuramente, e che interessa direttamente di più voi, è verificare se la produzione di rifiuto urbano residuo è in linea con gli obiettivi di piano, perché sta in piedi la previsione di piano di non avere più discariche e di mantenere le stesse capacità di termovalorizzazione, sta in piedi se raggiungiamo gli 80 kg abitante anno. Il piano prevedeva questo obiettivo finale e poi faceva degli scenari anno per anno, dando indicazione di quali erano le produzioni che ogni anno bisognava un po' ridurre per arrivare agli 80 kg anno. È per questo quindi che è stata incaricata ARPA, poi la dottoressa Tesser vi dirà insomma cosa ARPA sta facendo per raccogliere questi dati in modo da avere gli elementi per la giunta che si insedierà per decidere come procedere. Quali sono gli elementi di criticità che sono già emersi? Perché chiaramente noi, realizzando le azioni di piano, gestendo i flussi come è stato detto e conoscendo come procedono anche le volumetrie, l'utilizzo delle volumetrie delle discariche, ci siamo resi conto di quali potrebbero essere le criticità. Uno è, quello ho già detto, il ritardo nell'avvio degli impianti di termovalorizzazione, perché se il ritardo è 12-18 mesi abbiamo perso un anno di capacità di trattamento che quell'ampliamento, quell'adeguamento poteva dare. L'altro elemento di criticità è che la produzione di rifiuto urbano residuo è più elevata rispetto alle attese, alle previsioni del piano. E il primo elemento su cui riflettere è questo. Qua in questa prima colonna vi ho messo qual è la quantità di rifiuto urbano residuo che abbiamo gestito negli impianti di piano nel 2023. Nella seconda è quella che prevediamo di gestire nel 2026. Come vedete, solo in 4 casi su 12 abbiamo una riduzione.
penso che sia giusto, sono riportati tutti i consigli di bacino, per cui ognuno vede, no, chi è che è riuscito a ridurre e chi invece non ha fatto nessun passo in avanti. E questo è un elemento, diciamo che per chi aveva già produzioni basse di rifiuto urbano residuo, avere un qualche percentuale in più o in meno, comunque lui sta dentro gli obiettivi di piano. Quello che è più grave è che ci sono le situazioni che chiamiamo più critiche, che sono in particolare legate ai bacini delle grandi città, che hanno difficoltà ma non sono solo loro, c'è questa difficoltà a contrastare un aumento dei rifiuti prodotti. E il secondo elemento è che se noi confrontiamo le quantità che andremo a gestire nel 2026 sulla base delle richieste che ci hanno fatto i consigli di bacino, quindi sono previsioni di produzione fatte dai consigli di bacino, li confrontiamo con quelli che sono gli obiettivi che il piano prevede per il 2026, vediamo, andiamo direttamente al totale, che rispetto all'obiettivo di piano che prevederebbe per il 2026 615.000 tonnellate gestite negli impianti, ne abbiamo programmate 642.000, quindi produciamo di più di quello che ci siamo diciamo, messi in programma di fare con questo piano. E questo è un elemento di criticità forte, per questo anche ieri, ma anche stamattina è stato ribadito, bisogna che ciascuno si metta di più a lavorare per fare tutto quello che può, per avere chiaro l'obiettivo di ridurre, massimizzare la raccolta delle frazioni differenziate sì, ma anche ridurre il più possibile quello che è indifferenziato non recuperabile. Quindi io ho concluso riepilogando insomma, alcuni concetti chiave che insomma, spero di avervi trasmesso. Primo, il piano non prevede ampliamenti degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani fino al 2030. Questo è chiaro, il piano non li prevede. Dà una possibilità però, sulla base dell'esito del monitoraggio intermedio, qualora siano evidenziate criticità, che si possano attivare alcuni ampliamenti, qualora sia necessario per garantire l'equilibrio tra produzione e capacità di trattamento. Ecco, allo stato attuale le criticità ci sono, ve le ho evidenziate, i risultati del monitoraggio ce li daranno in maniera più analitica e più precisa, è chiaro che delle criticità ci sono. Se l'esito del monitoraggio dovesse evidenziare ulteriormente e più chiaramente queste criticità, chiaramente la giunta regionale, stando a quello che dice il piano, dovrà intervenire. L'auspicio è che tutti i consigli di bacino, soprattutto quelli che sono più distanti dagli obiettivi, si attivino quanto prima con quelle buone pratiche che il piano chiede di attivare, in modo da raggiungere il più presto possibile una riduzione del rifiuto indifferenziato e del rifiuto residuo, in modo da mettersi in linea con gli obiettivi di piano. Io vi ringrazio per l'attenzione e buona mattinata. Buongiorno a tutti, io rappresento l'agenzia, porto i saluti del direttore generale che è stato impossibilitato per motivi di salute a essere qui con voi e vedremo un attimo qualche numero a supporto di quello che è già stato detto questa mattina sia da parte dell'assessore Bottacin sia da parte del dottor Giandon. Allora, giusto una storia velocissima del piano. Il piano è nato nel 2015, quindi il nostro piano di riferimento è nel 2015, che è stato aggiornato nel 2022 imponendo appunto delle misure correttive rispetto ai dati che c'erano nel precedente, con degli obiettivi che devo dire l'assessore Bottacin ha evidenziato che è stato comunque faticoso, una sfida non semplice far fare al piano il suo percorso. Anche l'agenzia, che cuce i numeri intorno agli obiettivi, ha fatto fatica, ma devo riconoscere una grande coerenza che si è sempre mantenuta sugli obiettivi che sono stati dati dal primo incontro che abbiamo fatto con Regione e con l'assessore, per cui i numeri che abbiamo elaborato all'inizio sono quelli che sono stati difesi e mantenuti
e mantenuti per tutto il tragitto che il piano ha fatto per la sua approvazione. Appunto siamo nell'anno del monitoraggio intermedio, l'orizzonte temporale è appunto quello del 2030, ma probabilmente il monitoraggio intermedio ci darà anche degli elementi che ci permetteranno di vedere anche cosa succederà qualche anno dopo il 2030. Questo riassume quello che ha già detto il dottor Giandon, scusatemi. L'obiettivo è di mantenere l'autosufficienza di smaltimento almeno fino al 2030. Lo scenario di riferimento è l'ipotesi 2, vedete che insomma in fondo alla colonna i valori sono quelli già citati, cioè perché le discariche ci bastino con la saturazione delle linee di termovalorizzazione, i nostri obiettivi sono l'84% di raccolta differenziata e gli 80 kg abitante anno. Gli scenari proposti erano stati a suo tempo 3, lo scenario 0 che diceva rispetto a quello che diceva il piano del 2015 non faremo nulla, quindi scenario inerziale. Lo scenario 1 invece proponeva 2 azioni principali, la regia dei flussi, cioè la Regione regola i flussi dei rifiuti agli impianti di piano, e la tariffa unica di smaltimento, che è già stata adottata dal 2025, è già stata citata. Lo scenario 2 cosa aveva in più con questi obiettivi? Aveva la spinta verso l'implementazione in tutto il Veneto di quelle che sono state definite le migliori pratiche, quindi questa è la differenza che porta a quegli 80 kg, l'implementazione delle migliori pratiche. La regia regionale era un'azione di piano che doveva attuare la segreteria tecnica di piano, ossia Regione e ARPAV, e è stata attuata in pieno, quindi gli impianti di piano sono 7 discariche e 3 termovalorizzatori, sono definiti impianti di piano perché permettono di chiudere il ciclo, la normativa sui rifiuti dice che ogni regione deve essere autosufficiente per lo smaltimento e questi impianti di piano sono quelli che rendono il Veneto autosufficiente. In questi impianti di piano la Regione si è accollata l'onere di gestire i flussi dei rifiuti dei territori per fare in modo che ogni territorio avesse garanzia di collocamento del suo rifiuto, che non si dovesse più ricorrere a decretazioni emergenziali perché dei territori non avevano sbocco per la chiusura del ciclo. Ovviamente spostare, come dice il mio direttore, spostare rifiuti, spostare quantità di rifiuti implica spostare soldi. Quindi era fondamentale che questa regia dei flussi fosse accompagnata da una tariffa di conferimento agli impianti che fosse la medesima per tutti i territori a parità di virtuosità. Cioè un cittadino bellunese doveva avere il diritto, diciamo, nell'ottica di costruzione del piano, di pagare per lo smaltimento del suo chilo di secco lo stesso prezzo che pagava il cittadino veneziano o veronese, e quindi la tariffa unica ha lo scopo di equità rispetto a questi parametri, oltre che tutti i vantaggi che ha indicato l'assessore di alimentare un fondo che potesse essere destinato sia alla premialità dei virtuosi ma anche alle azioni di prevenzione della produzione di rifiuti e di contenimento del littering. Le migliori pratiche cosa sono? Le migliori pratiche sono state quelle che in territori in cui erano già state adottate avevano dato i risultati migliori, quindi i sistemi domiciliari e una tariffa commisurata, ossia proporzionale alla produzione di rifiuti, quindi sul principio chi inquina paga. Questi dai dati erano i sistemi che garantivano di ottenere i risultati anche molto più bassi di quell'80 kg che è medio, perché i territori che hanno questi sistemi hanno anche 40-50 kg di rifiuto residuo pro capite già da anni. Accanto a questi sistemi che sono stati definiti fondamentali per la responsabilizzazione dell'utente, negli ultimi anni, più o meno in coincidenza con quando il piano è stato redatto, si è affiancata anche il famoso sistema stradale voluto, il sistema calotte. Ecco, questo è un sistema che in prima battuta il piano ha scelto di definire responsabilizzante perché in qualche modo l'utente ha una sua modalità di apertura, il cassonetto in qualche modo lo apre solo lui. Adesso una delle sfide è di capire se effettivamente questo sistema sia davvero responsabilizzante, perché abbiamo dei dubbi, suffragati anche dei dati, sul fatto che aprire un cassonetto che resta comunque un cassonetto di tutti in strada non crei lo stesso, si dice engagement, per cui lo stesso coinvolgimento del cittadino rispetto alla corretta differenziazione che lui deve fare a casa. E quindi l'anno prossimo abbiamo programmato 200 analisi
come ARPA per valutare questi aspetti. Ribadisco in maniera estremamente veloce quello che è già stato detto: aumentiamo i rifiuti, non c'è il famoso disaccoppiamento tra consumi delle famiglie e produzione dei rifiuti, aumentano anche gli scarti negli anni, i quantitativi che ha citato il dottor Giandon prevedono anche una quota di scarti che abbiamo visto aumentare negli anni, quindi sembra che le raccolte differenziate stiano peggiorando, che ci sia una diffusa minore attenzione alla raccolta differenziata. Ovviamente non si può non parlare dei flussi turistici e poi appunto le migliori pratiche non stanno prendendo piede nel nostro territorio così come ci saremmo auspicati col piano. I dati li avete già visti, c'è una produzione di residuo di 3 kg abitante anno differenziata nei vari territori. Rovigo è la provincia che nel 2023 ha adottato le migliori pratiche, per cui tutto il territorio è passato a sistemi domiciliari, tariffazione puntuale e, come vedete, è l'unico che ha avuto una riduzione del rifiuto. I turisti determinano un aumento di produzione sull'abitante residente di almeno 19 kg, per cui questo è un dato che sicuramente non può non essere tenuto in considerazione, e questo è il grado di implementazione delle buone pratiche. Nel 2019 i comuni che avevano adottato questi sistemi erano il 50%. Nel 2024 sono il 69%, quindi vuol dire che solo il 19% dei comuni ha adottato le migliori pratiche. Ne manca ancora il 31%. È vero che c'è qualche anno, però diciamo che la tendenza avrebbe necessariamente bisogno di accelerare. Perché le migliori pratiche? Allora, abbiamo visto, a conferma dei dati che il piano si era dato, abbiamo verificato chi ha fatto il passaggio dal 2019 al 2024, quindi chi ha adottato le migliori pratiche, come ha cambiato il suo rifiuto residuo e la raccolta differenziata. Come vedete, per fascia di comuni, chi ha adottato le migliori pratiche ha avuto un incremento di 9 punti percentuali sotto i 5.000, nella fascia sotto i 5.000, e 10 punti percentuali tra i 5 e i 15, un po' meno tra i 7, perché qui iniziano a esserci le dinamiche, diciamo, dove il modello gestionale adottato è va effettivamente valutato in modo che sia efficace. L'ultima categoria sopra i 50.000 diciamo che è quella meno rappresentativa, perché solo il comune di Rovigo ha fatto questo passaggio. Per il RUR l'informazione è analoga, cioè le buone pratiche applicate nei comuni che hanno fatto il passaggio hanno determinato una diminuzione di residuo che va dai 28 kg ai 25 nelle fasce, diciamo, più basse, fino ai 6 nelle fasce sopra i 50.000. Anche in questo caso l'ultima categoria è quella dove incide solo Rovigo. Quindi appunto su quello che ho già detto rispetto alle calotte, le buone pratiche stanno dando i loro risultati. Sul discorso dell'applicazione dei cassonetti evoluti, cassonetti intelligenti, hanno 1000 nomi, faremo delle analisi, perché dai dati preliminari il porta a porta resta comunque la pratica che permette di contenere maggiormente il rifiuto residuo, per cui questo i dati preliminari ce lo dicono, così come si conferma il prelievo puntuale, quindi commisurato a quanto si rifiuta, sia con l'applicazione tramite tributo sia come tariffa corrispettiva, quello che dà i risultati migliori di contenimento. Anche sui costi del servizio abbiamo elaborato in via preliminare i dati, perché spesso c'è la percezione che un sistema stradale comporti necessariamente dei costi minori. Sistemi che necessitano di una manutenzione estremamente elevata e lunga, diciamo, da protrarre negli anni. I dati preliminari ci dicono che resta il porta a porta il sistema che comunque costa meno. Questi sono i dati dei piani finanziari dei 500 comuni veneti. Sull'impiantistica si è già parlato, i termovalorizzatori hanno dei ritardi, quindi in questi anni le discariche stanno assorbendo le quote che dovevano essere andate a termovalorizzatore, e quindi stiamo valutando anche quelle che sono le volumetrie delle discariche. Nel 2025 l'Agenzia ha fatto dei rilievi con drone in tutte le discariche di piano per vedere se i dati dichiarati, diciamo, dal gestore coincidevano con la volumetria effettivamente disponibile. Abbiamo trovato anche delle interessanti sorprese da questo punto di vista, però abbiamo chiaro esattamente quanto spazio c'è in ogni discarica.
Cosa è fondamentale perché le misure che ci siamo dati possano permetterci di traguardare il 2023? Ribadisco questo, siamo a 110 kg, l'obiettivo è 80, sono 30 kg abitante, abbiamo già fatto i conti, per 30 milioni vuol dire una discarica da 150.000 tonnellate anno, quindi non raggiungere gli 80 kg necessariamente implica la necessità di portarsi appresso questa discarica. I risultati per chi le migliori pratiche le ha adottate ci sono confermati dai dati, saranno confermati anche dal monitoraggio di piano. Fondamentale è che si muova tutta la catena, cioè regione, consigli di bacino, sindaci e cittadini, perché ovviamente tutto parte da chi quotidianamente differenzia i propri rifiuti. Quindi i cittadini devono essere davvero messi nelle condizioni di svolgere al meglio il loro ruolo nella raccolta differenziata. Quindi chiediamo agli amministratori che effettivamente si facciano portatori di tenere alti gli obiettivi, poi insomma il monitoraggio farà il suo corso e vedrà cosa sarà necessario fare. Ho concluso. La parola a Piero De Candia. Allora, buongiorno. Noi grazie ai dati che ci ha presentato stamattina ARPAV siamo riusciti a creare il nostro consueto rapporto con Zammuniri Cicloni Veneto. Permettetemi un ulteriore ringraziamento ad ARPAV per la qualità del dato, che è veramente straordinaria. Abbiamo c'è un'agenzia ed un osservatorio di rifiuti che fa un lavoro straordinario. Comuni Cicloni Veneto si differenzia da Comuni Ricicloni Nazionale, che di solito viene presentato a Roma a luglio. Perché? Perché Comuni Ricicloni Veneto è un rapporto che si basa appunto sui dati ufficiali. Invece il premio nazionale è un concorso volontario che si basa sui dati che volontariamente i comuni o i consorzi, i consigli di bacino o i gestori forniscono al nazionale. Il rapporto Comuni Ricicloni Veneto alza l'asticella, ve lo dico subito. Le note metodologiche che abbiamo applicato, tanto per farvi capire un po' cosa sono quelle classifiche che avete nel rapporto, sono queste. Abbiamo considerato gli abitanti equivalenti, cioè abbiamo provato, è solo una prova e compensa solo in parte la cosa, a aumentare gli abitanti della percentuale giornaliera a seconda delle presenze di ogni comune. Quindi i comuni, quindi gli abitanti equivalenti che trovate lì a fianco sono gli abitanti più le presenze turistiche. Cos'è la RUR? Cos'è il RUR? Il rifiuto urbano residuo è praticamente il cassonetto del secco, ed è l'obiettivo del piano rifiuti, quindi nella colonna RUR trovate i chili per abitante equivalente di secco. Lo smaltimento. Allora, il rifiuto a smaltimento, quello con cui noi abbiamo fatto le classifiche dei comuni rifiuti free, è sostanzialmente il bidone del secco, quindi la RUR, più lo scarto della differenziata. Lo scarto della differenziata è stato calcolato con le merceologiche, quindi con le caratterizzazioni delle frazioni di raccolta
differenziata che ogni consiglio di bacino ha dato ad ARPA. Abbiamo fatto la media regionale e questa è stata aggiunta alla RUR per avere un'idea effettivamente della quantità di rifiuto che poi viene smaltito in discarica o in termovalorizzazione. Quindi per Legambiente Veneto il comune Riciclone è quello che raggiunge gli obiettivi degli 80 kg di RUR e il comune Rifiuti Free invece è quel comune Riciclone che oltre agli 80 kg di RUR ha un rifiuto a smaltimento inferiore a 75 kg, quindi veramente l'eccellenza. I comuni ricicloni sono il 54%, sono 303, di questi 92 sono rifiuti free. Questo è il modo in cui abbiamo fatto le classifiche e questa è la classifica generale che vede al primo posto Mareno di Piave, il secondo Possagno, terzo Salgareda, Colle Umberto, Fontanelle, Trevignano, Sernaglia della Battaglia, Revine Lago, Cappella Maggiore e Godega di Sant'Urbano. Come vediamo sono tutti comuni dove i sistemi di raccolta sono ben definiti ed è quello del porta spinto aggiunto ad una tariffazione puntuale. Grazie mille, questa qui è la nota metodologica con cui abbiamo creato il rapporto. Ringrazio intanto il dottor Giandon, la dottoressa Tesser, che invito pure a liberare. Comprese le note metodologiche e compresi i meccanismi che portano ai riconoscimenti che andremo ad attribuire tra pochissimo, stiamo liberando. Invito sul palco Luigi Lazzaro, che è presidente di Legambiente Veneto e responsabile nazionale dell'innovazione industriale di Legambiente. In percorsi in cui è sempre più importante, abbiamo parlato di packaging che non rispetta, che è sempre più un ostacolo alla produzione, ecco anche questa delega ha un peso importante. Lascio a lei l'apertura di questo momento finale che è un po' la festa di Ecoforum Veneto e le tante fasce che soone qui presenti sono pronte a festeggiare con voi. Grazie Nicola e buongiorno. Vado dritto al punto perché i ringraziamenti sono finiti, insomma, quindi mi ripetirei, anche se poi due alla fila li faccio in aggiunta, credo siano importanti. Intanto devo dire che per noi è una grande soddisfazione arrivare alla 10ª edizione di Ecoforum e di questo rapporto Comuni Ricicloni, non soltanto perché l'associazione arriva a realizzare l'ennesimo rapporto, l'ennesimo momento dedicato agli amministratori, ma perché significa, o meglio, dimostra che consolidare le relazioni, i rapporti, qui intorno a voi nella sala vedete abbiamo distribuito tutti i manifesti dalla prima edizione del 2016 fino all'ultima dello scorso anno e poi quella di quest'anno ce l'avete qui esposta ai miei lati, dimostra questo percorso di confronto assiduo, a volte anche aspro, come giustamente l'assessore ha ricordato, ma sempre finalizzato a trovare soluzioni ai problemi, perché quando ci si trova di fronte a un problema, penso che gli amministratori, i sindaci lo sanno bene, la prima cosa da fare è pensare qual è la soluzione per risolvere quel problema, non certo girarsi dall'altra parte. E i risultati che ottiene questa regione sul fronte della gestione del ciclo dei rifiuti, che ARPA racconta numericamente benissimo, penso siano sotto gli occhi di tutti da tanti anni. E questo deve essere un vanto per gli amministratori, per la regione, per i cittadini della regione, ma deve anche essere uno sprone a alzare la testa, lo sguardo e a traguardare anche gli obiettivi futuri. E noi li abbiamo sottolineati, sono stati ripetuti oggi e continuiamo a farli in questi anni, che sono quelli legati non solo all'economia circolare,
ma anche a ragionare su quanto l'economia circolare sia uno degli strumenti più potenti che abbiamo in mano per arginare quella che è una crisi climatica che oggi evidentemente tutti conosciamo e che con gli eventi estremi ci ricordiamo ogni qualvolta provocano poi danni, problemi, ricadute che guarda caso toccano anche il fronte dei rifiuti, no? Perché poi tra alluvioni o esondazioni poi i costi, le risorse che vi vengono introdotte poi nel sistema di ARERA di riconteggio che riguardano tutto il paese, mica solo quelle puntuali che arrivano nel vostro territorio, poi vengono, dobbiamo anche fare i conti anche con questi aspetti. E quindi ecco che uno strumento così forte, così potente come l'economia circolare, che può essere una risposta concreta che gli amministratori hanno da mettere in mano, no? Spesso non si sa cosa fare di fronte alla crisi climatica che dipende dai grandi fattori, li chiamiamo i grandi paesi, no? Le emissioni in atmosfera. Fare economia circolare, fare la raccolta differenziata, mandare a riciclo più materia possibile, significa ridurre quelli che sono gli utilizzi di materie prime e quindi le estrazioni, conseguentemente la principale fonte di emissioni climalteranti, che è il petrolio, che sono le fonti fossili. Ridurre quelle estrazioni per produrre materia o energia che serve a produrre quella materia e invece riutilizzare, recuperare, riciclare quelle che abbiamo già estratto per le nostre abitudini di vita, che certo dobbiamo mettere anche sotto la lente di ingrandimento come riflessione rispetto l'abbiamo penso capito tutti che i rifiuti aumentano non solo perché siamo noi consumatori a dover fare attenzione ai nostri modelli di consumo, ma anche perché c'è un modello produttivo che forse deve venire incontro a una necessità globale, che è quella, di attivare concretamente l'economia circolare, perché serve a garantirci un futuro su questo pianeta. E allora concludo, perché penso che il momento più bello è quello delle premiazioni che adesso andremo a fare, perché molti amministratori uno degli ultimi ringraziamenti che voglio fare è quello direttamente a voi, perché anche quest'anno siete qui in tanti e siamo molto contenti di vedere le fasce tricolore, perché significa che è un appuntamento a cui vi piace partecipare, perché si taglia un traguardo. Allora è bello tagliare i traguardi, ma per tagliare i traguardi sappiamo tutti benissimo che non possiamo farlo né frenando e né inserendo la retromarcia. Ecco che allora il nostro sprone come associazione ambientalista è quello, con questo premio, è quello di invitarvi a continuare e andare avanti, come un buon atleta che quando taglia un traguardo sa che deve continuare a allenarsi per tagliare quello successivo, perché se ha vinto una gara poi forse ne avrà un'altra, poi dovrà vincere un mondiale o magari vincere le Olimpiadi, e quindi deve continuare a tagliare traguardi e magari a migliorare le sue capacità, quantomeno a mantenere i suoi livelli di prestazione. Allora per tagliare i traguardi non possiamo mettere retromarce. E noi quello che faremo, e ci auguriamo di farlo con tutti voi amministratori, di poterlo fare con voi al nostro fianco, voi 303 comuni ricicloni che state dimostrando che i traguardi vi piace tagliarli e volete continuare a farlo, andare da chi sarà una nuova giunta regionale, oltre che dal nuovo presidente della regione, ma anche da tutti i consiglieri, perché il ruolo del consiglio, poi abbiamo capito dall'assessore uscente Bottaccino, è un ruolo fondamentale, non decide solo la giunta e chi andrà a governare la regione, ma tutti i consiglieri hanno un ruolo fondamentale, perché poi possono e devono aiutare la giunta a indirizzare nel modo corretto quelle che sono le necessità collettive, come in questo caso. Allora noi faremo questo, noi continueremo a insistere, ripeto, ci auguriamo con voi al nostro fianco, perché si possa non solo consolidare e raggiungere quegli obiettivi previsti da questo piano, ma alzare lo sguardo, guardare il prossimo traguardo e provare a tagliarlo tutti insieme. Faccio solo 2 ringraziamenti aggiuntivi, perché Piero l'ha sottolineato e forse magari deriva anche da quello. Molti dei comuni sono della provincia di Treviso, perché è la prima provincia che in qualche modo ha messo in campo prima degli altri, e quindi un invito a seguirla, degli strumenti responsabilizzanti, la raccolta porta a porta spinta, un modello oltre che una capacità delle aziende che in quei territori gestiscono i rifiuti di farlo al meglio, raggiungono grandi prestazioni. Vedetela un po' come celebrazione, ma un grande grazie va oggi agli alpini di
di Fregona, che sono venuti qui e che diciamo ci aiuteranno a allietare la fine della celebrazione con diciamo delle pietanze che sono molto in voga nel territorio trevigiani, ma sappiamo che a tutti piacciono. E l'altro ringraziamento va ovviamente al Manfredini e ai ragazzi che in questi giorni, ieri e oggi, ci stanno dando una mano, stanno imparando, perché qui è quello che fanno in questo istituto, però ecco, sono veramente stati una grande risorsa e li ringrazio perché si meritano insomma il nostro applauso e il vostro applauso per l'impegno che stanno mettendo in questi giorni. Iniziamo pure le premiazioni. Presidente, quando hai detto pietanze ho visto un sorriso su quasi tutti i sindaci, quindi direi che è il modo migliore per cominciare. Allora, io mi metto qui, tra l'altro pochi posti vuoti, l'anno prossimo servirà uno spazio ancora più capiente ed è l'auspicio. Cominciamo le premiazioni con un primo premio, chiamiamolo assoluto, ed è il premio che va al comune che di fatto ha primeggiato in tutte le categorie. Il comune Mareno di Piave, che è riuscito a raccogliere 49 kg di rifiuto smaltito e il 91% di raccolta differenziata. Invito gli amministratori del comune a venire qui per raccogliere il riconoscimento. Nicola, inviterei l'assessore uscente Giampaolo Bottacin, perché credo sia diciamo anche in qualche modo un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni. Beh, consegna. Sì, buongiorno a tutti. Con immenso piacere che raccolgo questo primo premio. Diciamo che l'anno scorso eravamo arrivati primi tra i 5 e i 15.000 abitanti e quest'anno siamo primi ugualmente in quella categoria, però primi assoluti è qualcosa che mi riempie il cuore come assessore, che sono assessore da 10 anni all'ambiente, e come diciamo cittadino, che c'è anche un concittadino qua, vedo Giandon, che ha dato anche lui la sua parte per riuscire a raggiungere questo obiettivo. 49 kg vuol dire meno di 1 chilo a settimana di produzione, quindi faccio i complimenti ai miei concittadini che diciamo, sono adattati a questa, come avete capito voi, buona pratica di raccolta. Grazie a tutti e il prossimo anno speriamo di essere ancora, no, perché ho visto che tra noi e il secondo c'è un 10% di scarto, quindi devono darsi da fare i secondi per raggiungerci, insomma. Comincia già la rincorsa, grazie assessore. Grazie mille. Prego. Passiamo alla seconda voce, che è la premiazione dei consigli di bacino, e invito sul palco il consiglio di bacino Sinistra Piave e il consiglio di bacino Priula. Ovviamente se ci sono i rappresentanti. Sì, ok. Viene lei per la Sinistra Piave. Allora mettiamoci. Facciamo così. Okay. Foto di rito. Gira la testata. Posso ricordare che sono 10 anni che questi due consigli di bacino sono rifiuti free. Vuol dire che la media di tutti i loro comuni è sotto i 75 kg a smaltimento. Quindi 10 anni sono veramente delle eccellenze straordinarie. Ma sono il primo, è la prima volta che vengo, per dire il vero. Fino ad ora ha sempre partecipato il mio assessore, però ovviamente è un onore essere qui e rappresentare un territorio che merita questo. Ecco, io sono uno che per lavoro, sono sindaco ma non faccio l'amministratore per lavoro, giro, e quando giro il mondo e poi si è portati a guardare, no?
ma perché qui ci sono tutti i rifiuti da una parte e qui perché ci sono tutti i rifiuti da un'altra? E quando qualcuno ci viene a trovare dice ma per la strada qui non ci sono rifiuti, no? E questo porta poi anche a farci delle domande, ma perché noi siamo così? Ecco, io credo che sì, dobbiamo guardare al breve, dobbiamo guardare al lungo termine, no? E come abbiamo detto prima. Ecco, il lungo termine io credo che siano i risultati che stiamo raccogliendo adesso e credo che il lungo termine parta dalle scuole materne. Perché io a casa qualche volta prendo la cialda del caffè e la butto sotto inavvertitamente e mia nipote, no, dove l'hai buttato quello? Ecco, credo che il diario che noi distribuiamo come comuni, come Consiglio di Bacino, ecco, siano cose essenziali perché fra 10 anni mia nipote che oggi dice questo non gli verrà mai in mente di buttare la cialda nel primo bidone che mi capita come a volte capita a me. Ecco, quindi è vero, non si può pensare ad un termine, sì, fra un anno cambiamo tutto, no, bisogna cambiare una generazione. Quando si guardano i dati nazionali su una cartina geografica dell'Italia, molto spesso ISPRA ci mette i puntini su chi ha dei risultati migliori. Tutti questi risultati migliori sono, sia in termini di tariffa puntuale che anche di buoni risultati, sono molto concentrati sul nord-est. Quella cartina sembra come una cartina degli sfortunati anni del Covid, dove si misurava il contagio, cioè man mano il collegamento, c'era Bergamo, c'erano le altre, anche la nostra provincia di Padova con quel comune che ha cominciato l'infezione. Ecco, la raccolta differenziata si propaga per contagio. La nostra non è un caso che il sinistra e il destra piave, qui ci contendiamo da anni, prima uno poi dopo l'altro, perché è stata anche una sanissima competizione, perché ognuno ha l'orgoglio di fare qualcosa di buono. Adesso la competizione da un po' di anni è diventata anche collaborazione in tanti campi fra i due bacini, siamo fratelli nella stessa provincia, è bene che tra di noi nel Veneto ci contagiamo un po' sulle buone pratiche. Grazie. Grazie a voi. Ringraziamo ovviamente i vincitori, vi invitiamo l'ultima foto di rito. Bene, passiamo a una menzione speciale ed è la menzione speciale che va ai comuni ad alta pressione turistica. Invitiamo il primo premio e poi successivamente gli altri due. Il primo premio va ad Abano Terme con il 78% di raccolta differenziata e insieme ad Abano chiamo anche Acegas, APS e AMGA per il ritiro della menzione. Se ci sono amministratori di Abano e rappresentanti di Acegas, li invito a salire sul palco. Accompagniamo le foto con un altro applauso che male non fa. Ringrazio ovviamente per questo riconoscimento che ci fa enormemente piacere. Abano ha un surplus di circa 5.000 abitanti dovuto al movimento turistico, questo rende più problematico, più impegnativo evidentemente anche questo servizio di raccolta e smaltimento e differenziazione dei rifiuti. Però è un impegno che il nostro comune sta prendendo seriamente. Sono un po' dispiaciuto di aver sentito i dati di ARPA perché siccome noi abbiamo appena introdotto in parte della città il nuovo sistema con i cassonetti intelligenti, sapere oggi che forse era meglio spingere di più per la raccolta differenziata mi ha creato qualche problema, anche perché i nostri cittadini per il momento stanno brontolando per i nostri cassonetti, per dire che non è un'impresa facile convincere tutti a collaborare, perché alle prime difficoltà qualcuno comincia a brontolare. Però noi non demordiamo, anzi cerchiamo di
proseguire su questo percorso, il riconoscimento ci aiuta, il 78% è un buon risultato, però dobbiamo ancora migliorare, anzi guardo con invidia i colleghi di altri comuni di Treviso che hanno risultati sicuramente migliori dei nostri, però anche noi cominciamo lo slancio e la ripresa per cercare di arrivare a questi risultati. E ringrazio anche APS AMAG che è il gestore e senza di questi difficilmente riusciremo ad arrivare a questi risultati, però è un impegno che ci accomuna per migliorare, per raggiungere quell'obiettivo che la Regione ci ha imposto. Grazie. Bene, un altro applauso, grazie. Se ci sono i rappresentanti invitiamo anche i comuni che si sono classificati al secondo e terzo posto, che sono Cavallino Treporti, 76% di differenziata, e Bardolino, 72%. Vedo che c'è un referente. Comune di Cavallino. Bene. Due parole solo. Beh, io ovviamente sono orgoglioso dei miei concittadini per il risultato ottenuto. Sono un po' dispiaciuto per i nostri 7 milioni di presenze turistiche che non ci hanno consentito di arrivare primi, diciamo. Strano perché i nostri sono quasi tutti provenienti dalla Germania, dalla Svizzera, da paesi dove il riciclo è fondamentale. Si vede che quando vanno in ferie anche con quello, probabilmente anche con il riciclo. Comunque vediamo di battere Abano l'anno prossimo. E la sfida è lanciata. Grazie. Altra menzione speciale è la menzione speciale CIC, Consorzio Italiano Compostatori, per l'esperienza di promozione di un compost di qualità. E CIC insieme a Legambiente conferiscono la menzione speciale a Sesa Academy. Premia il neopresidente del Consorzio Italiano Compostatori Giampaolo Vallardi. Per Sesa Academy Werner. Massimo Werner, ma tu, cioè tutti e due anche, tutti e due. Premiati di casa, concediamo la deroga della doppia presenza. Li accogliamo con un applauso anche per l'ospitalità di questa giornata. Grazie a tutti. E noi ritiriamo, io e il collega Werner, con grande piacere questo premio che va condiviso con tutti i nostri ragazzi. Abbiamo 500 meravigliosi colleghi che tutti i giorni servono il territorio. Nell'intervento di ieri abbiamo fatto un breve passaggio sul valore umano all'interno di tutti questi numeri che vediamo, che sono estremamente interessanti. Ieri abbiamo fatto un po' il richiamo a quello che è il valore umano anche del nostro lavoro, e quindi siccome la platea è di sindaci, di amministratori che conoscono molto bene l'attività che si svolge quotidianamente, anche oggi grazie alla Sesa Academy, voglio dire, darei un rilievo importante ai nostri ragazzi che alla mattina alle 4 si svegliano, vanno a fare i servizi a tutti i nostri cittadini al freddo, sotto la pioggia, con la neve, e che alla fine poi ci consentono a noi di essere in questo ambiente meraviglioso a ritirare un premio, ma che onestamente io dedicherei a tutti loro, e quindi davvero un grazie a tutti. Sì, ecco, io credo che la frazione organica e il biometano che ne deriva e tutti i suoi derivati siano una frazione importantissima del mondo dei rifiuti. Chiaro che valorizzare tutto questo, lo abbiamo sentito anche dai tantissimi interventi fatti oggi, non vale solo per noi ma anche per le prossime generazioni. Quindi quando è arrivato il momento di premiare qualcuno, abbiamo questo primo anno voluto farlo a chi veramente ha messo in piedi un'iniziativa bellissima che secondo che è Sesa Academy, che si impegna molto nella divulgazione del rispetto dell'ambiente e della valorizzazione dei rifiuti, e credo che questo sia un esempio che tanti di noi dovremmo mutuare nei prossimi anni, investire in conoscenza per le prossime generazioni, quindi complimenti per questa iniziativa.
Grazie. Foto di rito. E passiamo ad un'altra menzione speciale, mi chiama in causa in quanto rappresentante, ed è la menzione speciale che NEM, Nord-Est Multimedia, qui lo conoscete per il Mattino di Padova, ma in ogni vostra provincia c'è un nostro quotidiano, è il premio che NEM e Legambiente danno a Veritas per la comunicazione con l'iniziativa Éduquer, Différencier, Riutiliser, alla francese, lo spettacolo gratuito su temi della sostenibilità e delle buone pratiche ambientali che Veritas ha commissionato al duo comico Carlo e Giorgio ed è stato rappresentato 17 volte nei teatri del territorio, in qualche occasione addirittura 2 volte nella stessa sera, visto il gran numero di richieste, e visto da ben 5.000 persone. Se ci sono rappresentanti di Veritas, un applauso. Responsabile della comunicazione, che è un tassello importante dell'educazione ambientale, al rifiuto, al riciclo, alla differenziata. Vieni anche tu per vengo anch'io. foto così, visto che c'è Beh, è una grande soddisfazione, un grande onore ricevere questo premio. Operiamo in un territorio molto complesso, la provincia di Venezia, che è il raccoglitore di tutte le tipologie possibili e immaginabili. È un territorio turistico, un territorio densamente popolato, un territorio agricolo, è un territorio universitario ed è un territorio di forte immigrazione. Tenete presente che solo a Mestre c'è la seconda comunità del Bangladesh d'Italia per numerosità. La prima è Roma, che ha 10 volte tanti abitanti quanto Mestre. E quindi dobbiamo lavorare e dialogare con tutte le categorie di persone, con tutti i produttori di rifiuti. Oltre a questa bella iniziativa, per i quali ringrazio ancora il NEM e Legambiente, abbiamo avviato da pochissimo un'altra iniziativa insieme alla comunità del Bangladesh, appunto. Abbiamo chiesto loro alcuni testimonial e abbiamo realizzato, proprio perché la comunità del Bangladesh è molto numerosa, una campagna di comunicazione a favore della corretta differenziata e contro l'abbandono dei rifiuti. Abbiamo chiesto loro di indicarci dei rappresentanti, dei testimonial, abbiamo fatto dei video, di manifesti che adesso stanno girando nei loro social e che vengono affissi in tutti i luoghi di ritrovo, in tutti i luoghi di contatti della comunità. Ovviamente l'abbiamo fatto nella lingua bengalese. Vi ringrazio. Grazie. E passiamo alla premiazione dei comuni rifiuti free sopra i 15.000 abitanti. Chiamo i primi 3, li invito qui insieme, che sono al primo posto Vedelago, al secondo posto Preganziol, al terzo posto Paese. Prego i rappresentanti di questi comuni. Ecco, Preganziol ha una produzione totale di 299 kg e uno smaltito di 59. Vedelago, scusate, Preganziol 362,64, Paese 359,66. Grazie di essere presenti e un nuovo applauso per questi 3 comuni. Vi chiediamo una battuta, ovviamente al volo. Il primo è Vedelago. Buongiorno a tutti. Per me è un piacere e un onore essere qui oggi a rappresentare Vedelago, una comunità che si è rivelata molto attenta al tema dei rifiuti e del riciclo. Credo che questo impegno e questa coscienza nasca da momenti anche come oggi, nasca dall'attenzione, dagli input che dà l'amministrazione, il consorzio di Bacino Priula e poi da coloro che quotidianamente si occupano sul territorio del ritiro del rifiuto. Grazie.
Grazie davvero, è sempre un piacere essere qui e condividere questi momenti di riflessione e di impegno con tanti colleghi amministratori, e trasmetto anche un pizzico di orgoglio nel far parte di una comunità, di una provincia in realtà che è quella di Treviso, che ottiene sempre degli ottimi posizionamenti, proprio a dimostrazione di quanto sia sentito, di quanto sia importante l'impegno di ciascuno di noi per contribuire a realizzare questi importanti risultati. È vero, le comunità locali sono fondamentali, lo fanno sicuramente con l'impulso di amministrazioni che credono nell'importanza di trasmettere dei valori di natura ambientale e di impegno quotidiano in una sinergia con i nostri concittadini. È importantissimo anche poi la sinergia, l'impegno che svolgono i consigli di bacino, quindi poi chi è al nostro fianco per organizzare anche a livello operativo le procedure di raccolta di rifiuti. Ci sono anche tante buone pratiche e i nostri territori su questo chiaramente insegnano. E una piccola chiosa, ovviamente i cittadini laddove collaborano anche non solo nella raccolta del rifiuto, ma nel dare delle testimonianze positive di riciclo, di riutilizzo, appunto di nuova vita dei beni di tutti i giorni, testimoniano davvero che si può cambiare rotta, si può invertire e si può costruire un futuro più sostenibile. Grazie davvero a tutti voi. Grazie. Sempre un piacere essere qui presenti. Voglio un intervento velocissimo. Ringrazio tutti gli attori perché facendo squadra si arrivano a questi risultati. Grazie a tutti. Grazie a voi. Prego. Invito a salire sul palco adesso altri due premiati per un'altra categoria, che è quella dei parchi. E i due parchi premiati per il Veneto sono il Parco del Sile e il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Prego, se ci sono i rappresentanti, vedo che si sta alzando qualcuno. Parco del Sile, se non sbaglio. Bene, un applauso al rappresentante del Parco del Sile. Grazie, buongiorno a tutti. Devo dire che questo è un risultato che ci rende assolutamente felici e ci rende anche consapevoli che questo non è un arrivo, ma è un nuovo punto di partenza. E devo dire che mi fa piacere vedere tanti sindaci e vedo anche tanti giovani con la fascia tricolore. Noi abbiamo vissuto la fase iniziale quando il rifiuto andava totalmente in discarica e abbiamo visto la transizione fino ad oggi che con il rifiuto raccolto con la raccolta spinta porta a porta, e abbiamo visto quanto faticoso è. Abbiamo capito che questa è la strada giusta, ma non è stata semplice. E devo dire che è grazie a tutta la squadra, perché noi siamo una squadra, qui all'interno c'è una sola squadra. Grazie a questa squadra si possono raggiungere questi grandissimi obiettivi. E le nuove generazioni devono imparare dalla fatica che abbiamo fatto per arrivare al punto in cui siamo arrivati. Quindi veramente io vi ringrazio e poi da buon veneto, ma soprattutto da buon trevigiano, la sfida di arrivare primi anche il prossimo anno, noi ce la metteremo tutta e sono sicuro che anche tra di voi qui c'è chi vorrà spingere ancora di più sull'acceleratore per gareggiare. È una gara buona, una gara positiva ed è giusto che ci sia una sana competitività. Quindi mi auguro veramente che ci sia ancora una maggiore spinta e abbassiamo ancora quel numero da 80 kg, 70, 60, secondo me fra 10 anni, 20 anni, probabilmente quel numero riusciremo anche forse ad azzerarlo. Grazie. Grazie a lei. Bene, ora procediamo alla premiazione dei comuni rifiuti free tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Una piccola nota di metodo, chiamerò i primi tre, che ovviamente avranno la possibilità di raccontare la loro esperienza, dopodiché andremo ad elencare i comuni successivi, man mano che creeremo una fila retta dal palco, faremo la foto, ovviamente non possiamo dare la parola a tutti e poi procederemo a chiamare i successivi. Quindi andiamo a premiare i primi tre, ritorna ovviamente sul nostro palco Mareno di Piave, rifiuto smaltito 49 kg, Salgareda 54 e Fontanelle 55. Prego.
Benissimo, lasciamo la parola a Salgareda e Fontanelle. Salgareda. Salgareda, buongiorno a tutti, ringrazio intanto per il premio. Io ho la fortuna di occuparmi di rifiuti sia per l'amministrazione che nella vita, quindi vi invito a ritenere il rifiuto non un qualcosa di cui ci si disfa, ma un qualcosa che può essere una risorsa. Credete nell'economia circolare perché si può fare tanto e quindi cercheremo di fare sempre meglio. Questo va comunicato sia ai ragazzi che ovviamente ai cittadini e alle persone più mature, mettiamola così. E quindi cerchiamo di proseguire, di far bene, perché credetemi che il Veneto sta facendo bene, perché io ho la possibilità di confrontarmi anche con altre regioni e vedo che siamo veramente molto in gamba e molto bravi. Grazie e buona continuazione, grazie del premio. Comune di Fontanelle, intanto il mio saluto da parte ovviamente dell'intera comunità Lega Ambiente che organizza ogni anno questo bell'evento che dà la possibilità di incontrarci e soprattutto di sentire delle pillole nell'appunto tema ambientale che sono sempre importanti da riportare poi nei territori e grazie probabilmente proprio anche a questi incontri, a questi suggerimenti e consigli nei nostri territori sempre di più abbiamo risultati così importanti e oggi mi onoro di portare questo lusinghiero ed ambizioso risultato ai miei concittadini. Lo scorso anno eravamo non in posizione così importante, quindi arrivare terzi in questa categoria sicuramente anche come sindaco mi rende orgogliosa e quindi oggi lo posterò, ovviamente lo porterò a tutta Fontanelle. Come amministratori stiamo puntando molto sul settore dell'ambiente, provengo anche, lavoro anche nel Consiglio di Bacino Sinistra Piave, quindi ovviamente ce l'ho a cuore il tema dell'ambiente e l'attenzione alla pulizia del territorio e quindi cerchiamo proprio con delle politiche attente a questo a sensibilizzare sempre di più i nostri cittadini, quindi con incontri, con partecipazioni anche ad incontri e convegni esterni al territorio e soprattutto con giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti e in questa ultima abbiamo cercato di sensibilizzare e far partecipare dei concittadini di nazionalità indiana, quindi abbiamo una comunità di indiani piuttosto importante, hanno accolto l'invito, abbiamo con loro organizzato dei convegni ad hoc e hanno partecipato a questa raccolta. Pertanto ecco, politiche magari piccole ma che portando a risultati così ci rendono ancora più in corsa per raggiungere risultati migliori. Non posso non ringraziare, anzi a loro un ringraziamento importante al Consiglio di Bacino Sinistra Piave e a Savno che con le loro politiche e l'attenzione ai comuni soci ovviamente aiutano a raggiungere questi importanti risultati. Grazie. Grazie. Invito poi il sindaco di Marino a fermarsi alla fine per un'intervista, piccola deformazione professionale. Grazie. Come vi dicevo, chiamerò i comuni, man mano che il palco si riempie mi fermerò per la foto e poi procediamo con i successivi. Allora, io chiamo intanto Trevignano, Sernaglia della Battaglia, Godega di Sant'Urbano. Ma forse è meglio se li da lei. No, se passate a prenderli. Loria. Mansuè, Santa Lucia di Piave, No, salite voi. Zero Branco, Breda di Piave e in ordine di raccolta Ponte nelle Alpi, Maser, Castello di Godego, Pieve di Soligo, San Zenone degli Ezzelini, Resana, Carbonera, Ponzano Veneto, Povegliano, Santa Giustina, prego salga pure, Riese Pio X, Borso del Grappa, Giavera del Montello, Giavera, scusate, Codognè, Quinto di Treviso, San Fior,
Caerano di San Marco, Sovizzo, San Biagio di Callalta, Istrana, Altivole, Maserada sul Piave, Ponte di Piave, Roncade, Pieve del Grappa, Gaiarine, Volpago del Montello, Cordignano, Vazzola, Caldogno, Sant'Ambrogio di Valpollicella, San Pietro di Feletto, Sedico, Casier, Farra di Soligo, Somma Campagna, Nervesa della Battaglia, Campolongo Maggiore, Limana, Spresiano e Susegana. Aspettiamo che tutti i sindaci premiati, ricordiamo che questi sono i comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti e sono i comuni rifiuti free. Se intanto qualcuno di voi vuole dire due parole, volentieri c'è la possibilità. Diciamo che Piero parlano molto i sorrisi esatto, parlano e gli entusiasmi di chi arriva. Sorrisi da... Ecco, aspettiamo gli ultimi. Mancano 2 rappresentanti e poi abbiamo l'intero gruppo dei presenti oggi. Lo ricordo nuovamente, sono i comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti rifiuti free. Ecco, direi che siamo al completo. Un grande applauso. Grazie. E giustamente, come ha detto prima un'amministratrice, questo premio viene portato di fatto a tutti i cittadini che sono i principali contributori di questo riconoscimento. Ok, poi ricordo che per chi vuole delle foto sotto è allestito un corner con un banner e vate lì a disposizione eventualmente. Grazie mille. Grazie ancora a tutti gli amministratori che sono venuti. Congratulazioni. Procediamo adesso alla premiazione dei capoluoghi di provincia tra i comuni ricicloni. E i 2 capoluoghi di provincia che chiamiamo sul palco, lo abbiamo visto a più riprese, sono Treviso e Belluno. Invitiamo i rappresentanti dei capoluoghi di Treviso e Belluno. Beh, chiamiamo anche un bellunese doc, visto che... Congratulazioni. Dai. Visto che... Ecco, questa è la dimostrazione che anche nei capoluoghi di provincia possiamo arrivare a risultati straordinari. Intanto buongiorno a tutti. Sicuramente per noi è un po' più difficile, siamo in montagna, abbiamo delle specificità diverse, però siamo sicuramente all'avanguardia. Ringrazio tutti i colleghi, ma soprattutto il fatto che noi abbiamo creato quella famosa holding della Belluno Holding che per la raccolta differenziata per tutto il territorio della provincia di Belluno, e credo che questo sia una cosa da studiare, perché siamo arrivati e arriveremo sicuramente anche prima di voi il prossimo anno, sicuro, perché ci impegneremo per fare questo e perciò voi dovete impegnarvi ancora di più. Ecco, perciò credo che questo sia per noi
un grande onore, ringrazio Legambiente e ringrazio tutti quanti. Grazie mille. Vuoi aggiungere qualcosa sul territorio? Molto bene. Grazie ancora. Ecco, nella NBA, pallacanestro, c'è un premio che viene dato al giocatore più migliorato, lo traduco in un bruttissimo italiano, e più o meno il premio che diamo in questo momento assomiglia a questo riconoscimento, ed è una menzione speciale che va a Rovigo per una raccolta differenziata maggiore dell'85% e per il salto in avanti fatto negli ultimi anni. Se c'è un rappresentante di Rovigo... Eccolo qua. Sta arrivando. Tra l'altro arriviamo da un'edizione, quella scorsa, fatta proprio a Rovigo, e quindi direi che ha portato molto bene al capoluogo. Grazie. Congratulazione. Ed è c'è una spinta per il lavoro fatto fino ad oggi. Ci accordiamo che 3-4 anni fa era impensabile vedere la città di Rovigo a questi livelli, e ora piano piano stiamo alzandoci nella vetta della classifica. No? Grazie, un saluto a tutti, io porto anche il saluto del sindaco Valeria Cittadì, ringrazio ovviamente per questo riconoscimento, il significato che anche a Rovigo possono accadere i miracoli, quindi riusciamo a migliorare anche noi. Ovviamente è un lavoro che richiede tanto impegno da parte di tutti, sicuramente ringraziamo la città perché questo premio ovviamente è loro, chiaramente. Due riflessioni veloci, una sicuramente che i giovani forse insegnano a noi come fare la raccolta più che agli adulti, quindi da questo punto di vista fare formazione, insistere nell'andare nelle scuole, nel far crescere i ragazzi dal punto di vista civico è sicuramente una sfida che si sta vincendo, perché ripeto abbiamo più risposte da loro che non forse dagli adulti. E l'altra cosa però, rispetto anche ai sistemi di raccolta, alcune riflessioni vanno fatte, perché sicuramente in città è migliorato forse il sistema di raccolta, ma abbiamo difficoltà a reperire il personale che poi fa la raccolta differenziata spinta, quindi c'è una riflessione che va fatta. Sicuramente sono importanti i numeri che riscontrano poi i risultati, ma dobbiamo anche riflettere sui sistemi se poi nel tempo sono sostenibili. L'impegno dell'amministrazione sicuramente ci sarà tutto. Grazie. Grazie. Grazie mille. Andiamo ora a premiare i comuni rifiuti free sotto i 5.000 abitanti, metodo già collaudato prima. Chiamiamo i primi 3 e successivamente chiameremo quelli che si sono classificati. Al primo posto c'è Possagno con un rifiuto smaltito di 53 kg per abitante, secondo posto per Colle Umberto, terzo posto per Revine Lago. Lei è la prima o possiamo... Allora, buongiorno a tutti, intanto ringrazio e vi porto i saluti da parte del sindaco Valerio Favero. È un piacere essere qui oggi a ritirare questo premio, questo traguardo importante che è simbolo della costanza e dell'impegno di tutti i cittadini e di tutti noi, quindi grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio Legambiente e tutti gli intervenuti. Lo Spiedo ci aspetta, quindi faccio una battuta velocissima. Massimo mi ha detto, hai vinto tu. È quello che, sì, per ridere questa volta, è quella sana competizione di cui si parlava prima e l'importanza di trainarci gli uni gli altri. Questa mattina devo dire che è stata per me una mattina illuminante. Lo ammetto, non ero pronto a conoscenza su questo check che c'era a fine anno nel 25, secondo me è un punto importante da far conoscere anche ai cittadini, perché non sono solo carte ma sono previsioni veramente a lungo termine che vanno oltre la nostra generazione, quindi abbiamo un impegno importante sulle spalle per poter far sempre meglio. L'anno prossimo dai ti andrà meglio, Massimo, non preoccuparti.
Buongiorno a tutti, Revine Lago, mi riempie di piacere questo terzo posto, siamo entrati nel podio come comune trevigiano sotto i 5.000 abitanti, dedico questo risultato alla mia comunità, ringrazio ovviamente Lega Ambiente, ringrazio De Candia e vi do un suggerimento, una provocazione. Dovremmo anche cominciare a invitare la cittadinanza, però dovremmo trasferirci più che in un auditorium, in un'arena, ma sarebbe bello, sarebbe una sorta di riconoscimento con educazione civica allo stesso tempo. Vi ringrazio, un saluto e buon proseguo. Come prima vi chiediamo di mettervi qui sotto in centro e che poi facciamo la foto con tutti. Bene, vado a leggere, non sparatemi se sbaglio accenti, mi raccomando. Cappella Maggiore, Monfumo, Fregona, Miane, Porto Buffolè, venite su. Sarmede, mamma mia, Sarmede, Zovencedo, Volete nel frattempo... Livinallongo del Col di Lana. Lascio, cioè, Vito Giacomo, scusa. Zenson di Piave. Marano di Valpollicella. Moriago della Battaglia. Orsago. Cimadolmo. Refrontolo. Morgano, Arcade, Vidor, Castegnero, Cison di Valmarino, Cessalto, Selva di Cadore, San Polo di Piave, Nove, Gorgo al Monticano, Pettorazza Grimani, Meduna di Livenza, Segusino, Gavello, Cinto Caomaggiore, Gaiba, Cavaso del Tomba, Soverzene, Pontecchio Polesine e Salizzole. Abbiamo concluso i comuni. Qualcuno vuole dire qualcosa, se no chiamo io Giacomo Luca, ex presidente di Savrno, a raccontarci quanto importante è il metodo di raccolta per mantenere questo, no di Savrno, di Fregona. Non voglio parlare di Savrno perché ho fatto 13 anni, bellissimi 13 anni in cui abbiamo scalato e siamo arrivati a superare anche dov'è Priula, dov'è Contarino, non vedo nessuno a Contarino, quindi non posso neanche vendicarmi. Comunque, no, diciamo la verità, perché qua siamo tutti orgogliosi di venire sul palco qua, ma il merito è il 49% dei cittadini, 49% dei poveri autisti che alla mattina si danno da fare e forse il 2% nostro. Comunque bravi tutti, grazie. Bene, grazie agli amministratori dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Ora procediamo con l'ultima premiazione, che è la più corposa ed è quella dei comuni ricicloni, che sono 211. Ora immagino che non ci siate tutti, ma dubito che comunque i presenti staranno tutti sul palco, per cui forse qui dovremmo farla in più step. Stesso meccanismo, chiamo i comuni, ricevete l'attestato di riconoscimento e salite sul palco fino a che ci stiamo. Partiamo con Agordo, Agugliaro, questi sono in ordine alfabetico, quindi sapete più o meno quando toccherà a voi, Albaredo d'Adige, Alleghe, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Angiari, Annone Veneto, Arcugnano, Arqua Polesine, Arsie, Asigliano Veneto,
Asolo, Badia Calavena, Bagnolo di Po, Barbarano Mossano, Barbona, Belfiore, Belluno, Bevilacqua, Bolzano Vicentino, Borgo Valbelluna, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Buttapietra, Cadoneghe, Calalzo di Cadore, Caldiero, rallento un po', visto che incomincia ad esserci un po' di coda. Sì. Se vogliono dire qualcosa in casa. Venite, mettetevi pure qua così. Prego, venite pure, io scendo. Sei arrivato a un buon limite. No, avanti, un po' più avanti, così. Sì, così quando è pieno. Vai. Bene, siamo arrivati alla C, possiamo continuare magari un altro po', mi pare che il palco regga. Eravamo a Caldiero, Camisano Vicentino, Campagna Lupia, Campiglia dei Berici, Campodoro, Campo Nogara, Canale d'Agordo, Canaro, Candiana, Cartigliano, Casale sul Sile, Casa Leone, Venite. Cassola, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castel Gomberto, Castel Guglielmo, Castelnovo Bariano, Ceggia, Cenceniga Gordino, Ceneselli, Ceregnano, Cerro Veronese, Cesio Maggiore, Chiampo, Chiarano, Cibiana di Cadore. Direi che possiamo finire la C e poi facciamo un primo scatto. Eravamo a Cibiana di Cadore, Colceresa, Colle Santa Lucia, Cona, Concamarise, Concordia Sagittaria, Conegliano, Cornedo Vicentino, Cornuda, Costa Bissara, Creazzo, Crespino e l'ultimo comune con la C, Crocetta del Montello. Direi che con questi possiamo fare un primo scatto collettivo. Dici tu. Riusciamo a fare 3 file? Tipo squadra di calcio o qualcosa del genere, no? Squadra di calcio, ma se riusciamo ad alternarci uno e uno, ci stiamo tutti nella foto? Cioè, così. No, prego, io non c'entro niente. C'è il fotografo che ci deve... Ecco, perfetto. Così, guarda, come sono messe loro. Avanti, ok, fai così. Avanti. Venga pure. Ok, ci stiamo? Ancora un po' di più, forse? Ma c'è il fotografo. Grazie, procedo con la D. Domegge di Cadore, 2 Ville, Erbè, Falcade, Feltre, Fiesso Umbertiano, Follina, Fonte,
Fonzaso, Fossalta di Piave, Fossò, Frassinelle Polesine, Fumane, Gazzo, Gazzo Veronese, Giacciano con Barucchella, Gosaldo, Grantorto, Grezzana, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abadesse, Isola della Scala, Isola Vicentina, facciamo smaltire un po' la fila, la Valle Agordina, la Mon, Lavagno, Longare, Lonigo, Loreggia, Loreo, Lozzo di Cadore, Marano Vicentino, Massanzago, Melara, Meolo, Mira, Monastier di Treviso, Montebelluna, Montecchia di Crosara, Montecchio Precalcino, Monteforte d'Alpone, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte 8, Montorso Vicentino, Motta di Livenza, Mussolente, Nanto, Negrar, Nogara, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Oderzo, Oppeano, Orgiano, Ormelle, Ospitale di Cadore, e direi che possiamo anche fermarci per un'altra foto, così poi facciamo l'ultima volata, ripartendo dalla P. Ecco, questi sono i comuni fino alla O, che si possono dire comuni ricicloni. Congratulazioni. Qualcuno vuole dire qualcosa? Grazie mille e congratulazioni veramente. Benissimo. E ricordiamo che esiste un press kit in cui tutte le foto e il materiale di giornata può essere consultabile e prelevabile, ovviamente per diffondere il materiale di questa giornata nei vostri social e nei Anche vostri dal QR canali. code che hanno sia della cartellina che qui. Per le foto e per i cosdati nel badge c'è un QR code, cosdandolo accedete al press kit con tutte le foto della giornata. Bene. Riprendiamo ovviamente il tempo tecnico di elaborare. Finché siete ancora in sala faccio un'altra piccola comunicazione, e cioè che sono confermate le 2 visite agli impianti SESA, la prima alle ore 13.45, la seconda alle 14.30, e che il ritrovo è nell'entrata principale dove ci si è registrati. Riprendiamo per la volata finale, anche se i comuni sono ancora molti, eravamo alla O, riprendiamo con la P, Palù,
Pedavena, Pederobba, Pescantina, Piacenza d'Adige, Pianezze, Pincara, fulminato sul posto, Piombino d'Ese, Poiana Maggiore, Polesella, Povegliano Veronese, Pozzoleone, Pramaggiore, Pressana, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, Ronca, Ronco all'Adige, Rossano Veneto, Roverchiara, Roverè Veronese. Direi che possiamo stare davanti, sì, forse mi conviene. Roveredo di Guà, Salara, sì, io non merito, dopo gli accenti sbagliati, non merito di comparire in foto. Dicevamo Salara, Salzano, vedi, San Donà di Piave, San Giovanni Ilarione, San Gregorio nelle Alpi, San Martino di Venezze, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Pietro in Gu, San Pietro Mussolino, San Tommaso a Gordino, San Vendemiano, San Vito di Leguzzano, San Drigo, Santa Giustina in Colle, Santa Maria di Sala, San Stino di Livenza, Sarcedo, Sarego, Schio, Seren del Grappa, Sette Ville, e direi che possiamo fare l'ultima pausa per la foto per poi andare con gli ultimi. Ecco, questi sono i comuni sotto i 5.000 abitanti, anzi, comuni ricicloni, e siamo arrivati alla lettera S con 7 ville. Bene, questa sì è la volata finale, volata anche verso le pietanze degli alpini che ci stanno chiamando. Silea, Sorgà, Sospirolo, Sovramonte, Spinea, Stienta, Stra, Taibona Gordino, Tarzo, Teglio Veneto, Teolo, Terrazzo, Tombolo, Torreglia, Trevenzuolo, Treviso, Trissino, Val Liona, Valdagno, Valdobbiadene,
Vallada Agordina, Valle di Cadore, Veronella, Vestena Nova, Vigasio, Vigo di Cadore, Vigo d'Arzere, Villaga, Villa Marzana, Villanova di Campo San Piero, Villa Verla, Villorba, Vittorio Veneto, Vodo Cadore, Voltago Agordino e gli ultimi due, se ho dimenticato qualcuno alzate la mano, Zimella e Zugliano. Nel frattempo chiedo al Presidente della provincia di Rovigo di intervenire, di dirci due cose, grazie. Tanto abbiamo tempo. C'è lo Spiedo che aspetta. Infatti io gliel'ho detto, ho detto guarda che i sindaci della mia provincia poi si buttano giù. No, permettimi di farlo simpaticamente, ma per unirmi ai complimenti che sono già stati fatti a tutti coloro che hanno colto questi risultati, con l'auspicio per tutti noi davvero che possa essere sempre un crescendo di questi risultati per noi e per il nostro territorio. Faccio un particolare saluto a tutti quelli della mia provincia, perché sono stati anni importanti, questo è stato un anno particolare per cui l'impegno c'è stato e mi fa piacere che possano essere stati colti questi risultati. Grazie a tutti. Sì, e ricordo solo questo, che l'obiettivo di quest'anno, sebbene c'è stato un lieve aumento, il tenere basso l'obiettivo è stato merito della provincia di Rovigo, che ha abbassato del 15-20% il suo secco residuo tra il 23 e il 24, quindi un applauso realmente a tutti i sindaci lesani per continuare così. Grazie. Lascerei la chiusura, Lazzaro, se vuoi, Presidente, un saluto finale. Grazie per la pazienza, che non è una pazienza perché è una festa che tutti attendevano, e facciamo chiudere ovviamente a Legambiente, che è anima di questa manifestazione. Beh, insomma, direi trasferiamoci al rinfresco che è il momento. Grazie Nicola, davvero, perché è una mattinata intensa e come sempre il gruppo NEM e il Mattino di Padova quest'anno ci aiuta a portare avanti l'iniziativa. Niente, mi auguro insomma, ecco, di ripetere di nuovo, di vedere ancora gli emergenti che tornano a trovarci, che portino ancora nuovi amministratori del loro territorio e ovviamente che la gara continui con le altre città e gli altri territori che oggi erano presenti. Quelli che oggi non ci sono, noi siamo certi che saranno presto qui con noi, perché il Veneto è una regione virtuosa, lo sta dimostrando. Diamoci una mano a traguardare, vi dicevo, quei traguardi nuovi che alzando la testa possiamo vedere tutti insieme. Grazie, buon rinfresco, ci aspetta lo Spiedo, la pizza e molto altro.